Questa mattina non leggerò il libro Il leone alato, ma lo leggerò di sicuro, perché con questi ospiti graditissimi che ho questa mattina vorrei parlare di acque, vorrei parlare di bacini, vorrei parlare del buonsenso, vorrei parlare di tante cose, soprattutto dell'ambiente, che è quello che interessa ai giovani, è il loro futuro. Noi non possiamo dimenticarci che dobbiamo seminare bene perché loro raccolgono, però non mi sembra che sia il caso di dire che stiamo seminando bene o stanno seminando bene. Noi possiamo fare quello che possiamo, però la goccia la possiamo mettere dicendo che per noi magari è giusto anche ascoltare e sentire quello che dicono questi comitati. Allora, io leggerò Acque contese, un glossario per le grave di Ciano, a cura di Giovanni Fava, Francesca Melina e Matteo Savoldelli. Allora, il comitato scientifico è molto lungo, lo lascio, poi leggeremo. Allora, la questione delle Grave di Ciano è di carattere economico prima ancora che ecologico. Quest'area naturale nei pressi di Crocetta del Montello, inserita nella rete Natura 2000 come zona di protezione speciale e zona speciale di conservazione, si trova sopra una miniera di sabbia e ciottoli di un'ansa dismessa del Piave. Una miniera, dico, perché ciò che custodisce è l'oro bianco della cementificazione, in un'epoca in cui la domanda crescente di materia prima per l'edilizia eccede di gran lunga l'offerta su scala globale. La sabbia, in particolare quella fluviale, è divenuta così preziosa da essere addirittura trafficata da organizzazioni criminali su scala planetaria. Il valore economico del sottosuolo delle Grave di Ciano non è stato computato con esattezza, ma non è irrisorio. Non è nemmeno chiaro che si avvantaggerà della sua estrazione e vendita. Quel che sembra sicuro è che non ne beneficeranno né la biodiversità né gli abitanti del luogo, che si troveranno a vivere vicino ad una miniera a cielo aperto fin tanto che ci sarà da scavare, finché la grande opera non sarà terminata. Perché allora tanto parlare in riferimento alle Grave di cambiamento climatico, adattamento e soluzioni tecniche per le quali sarebbe richiesto soltanto expertise ingegneristico? Innanzitutto perché la frequenza degli eventi estremi originati dal cambiamento antropogenico del clima costringe a non poter più fare affidamento sugli obiettivi posti dal 1992, o meglio definiti da COP21 di Parigi del 2015, ossia di limitare le emissioni di diossido di carbonio per non superare la soglia del 2%, auspicatamente 1,5% di innalzamento delle temperature globali. Io mi fermo qui perché ho degli ospiti veramente che sono sul pezzo, sanno di cosa si parla e soprattutto ce la stanno mettendo tutta per far capire dal loro punto di vista, dopo ognuno potrà fare le proprie riflessioni, quello che vogliono dire e di cosa temono. Allora presento subito Franco Nicoletti, presidente comitato Grave di Ciano, grazie Nicoletti di essere qui. Assieme a lui c'è anche, dottor, non mi hanno scritto, ingegnere? Professore, ecco, professor Guido Andolfatto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E vediamo poi se riusciremo a collegarsi. Eccolo qua con l'ingegner Luigi Dal Paus. Grazie ingegnere per essere qui. Io lo so che lei è nel pezzo, anche lei, e noi abbiamo bisogno anche di un contraddittorio a volte per sentire dalle varie angolazioni, i vari punti di vista, com'è la situazione. Grazie ingegnere Dal Paus, come sta? In salute, tutto bene? Vediamo. La sento anche bene, ecco, la sento anche bene la voce, che è importante. Allora io inizierei proprio dall'ingegnere Dal Paus. Allora ingegnere, un tema che dibatte, che ha diviso i comuni, i sindaci, la regione, cosa ci dice e cosa pensa della sua angolazione, quale sarà l'intervento che secondo lei sarà effettuato, non sarà effettuato e cosa vuole dire? Prego ingegnere. Ma io penso che stiamo discutendo da troppo tempo intorno a questa questione. Le chiacchiere sono tante, gli interventi mancano. Io penso che le opinioni debbano essere ascoltate, quelle di tutti. Penso però anche che
quando si entra su argomento tecnico bisognerebbe poi anche essere disponibili a assumersi tutte le responsabilità conseguenti. Nel caso specifico, in questo momento siamo ancora affidati alle mani del buon Dio, che speriamo che continui a guardare al nostro territorio con benevolenza, perché, come ho detto molto spesso, la grande piena è dietro l'angolo. Poi ci sono idee diverse su come proteggersi. È inutile che noi andiamo a parlare di un passato in cui sono stati operati interventi non tutti condivisibili, a mio parere. Guardiamo al presente e non precipitiamoci come da troppo tempo ormai si sente a dire che siamo in preda a dei cambiamenti climatici che scientificamente e tecnicamente non siamo ancora in grado di valutare, almeno per le necessità di tipo ingegneristico. Facciamo il meglio che possiamo nella situazione attuale, perché molto spesso mi pare di poter dire nelle posizioni prevalgono gli egoismi e non c'è la capacità di vedere in modo complessivo ai problemi e anche di essere disponibili a sacrificare qualcosa pur di salvare le vite di chi è in pericolo. Io l'ho detto più volte e lo ripeto ancora una volta, a me piacerebbe che si guardasse soprattutto alla salvezza di chi è in pericolo, e quelli che stanno a valle nel Piave sono in pericolo. Poi che qualcuno che sta più in alto abbia posizioni, come dire, un po' strane, che siano diventati ambientalisti improvvisamente da poco tempo e sono figli e nipoti di personaggi che non hanno guardato in nessun modo a questi problemi, vabbè, è possibile. Molto però chiaro, siano professore. queste persone disponibili a rispondere delle conseguenze tragiche, purtroppo, che potrebbe comportare una piena sul Piave, una piena confrontabile con quella del novembre 66, perché è a quello che noi dobbiamo guardare. Va bene, Così. professore, abbiamo sentito la sua riflessione anche molto critica. Adesso andiamo a vedere questa passeggiata informativa sulle Grave di Ciano e poi sentiremo anche cosa dice il presidente Franco Nicoletti, Comitato Grave di Ciano. Andiamo a fare questa passeggiata. Via, si parla. È importante che, visto che c'è già una cassa di espansione naturale, questa venga mantenuta e che vengano valutati progetti alternativi. Le norme europee lo indicano come obbligatorio. Il commissariamento non può farci evitare questo passaggio. Arriverà a Bruxelles il caso della cassa di espansione da realizzare sull'area delle Grave del Piave a Ciano del Montello. A portarlo l'onorevole Cristina Guarda, che ha condiviso con altri 50 partecipanti la passeggiata informativa organizzata dal gruppo Europa Verde Trevigiano. Per dire che ci sono territori della nostra provincia che hanno un grandissimo valore ambientale e che non è possibile che per i soldi della ghiaia questi territori vengano distrutti su progetti che forse non hanno neanche le basi scientifiche per essere realizzabili. Per Europa Verde bisogna approfondire l'impatto idrogeologico di una struttura del genere che già di per sé incide profondamente su quello ambientale. Ci sono molte criticità nello scavare le Grave di Ciano, nel fare delle mega casse in cemento armato, distruggendo quello che è un patrimonio ambientale e creando rischi idraulici. Se noi facciamo qualcosa qua non sappiamo cosa può succedere quando c'è la piena, se per caso i comuni dall'altra parte possano essere invasi dalla piena allagati o se tutte le risorgive che sono a sud del Montello, compreso il Sile in particolare, possano avere un qualche tipo di problema. La proposta invece è quella di pensare a tanti microinterventi di gestione idrica delle possibili piene del Piave.
L'obiettivo è quello di portare in Europa la necessità di far attenzionare alle istituzioni locali che c'è l'obbligo di valorizzare le alternative, che siano più economiche, le alternative più economiche, le alternative più di veloce realizzazione rispetto a questa che ha almeno 20 anni di percorso di realizzazione, e le alternative che non abbiano un impatto ambientale pari a questo. Significa qui andare a cancellare un habitat estremamente delicato per l'equilibrio anche di tutti gli altri territori. Allora, Presidente Nicoletti, Franco Nicoletti, abbiamo sentito l'ingegnere Dal Paus, abbiamo sentito la europarlamentare Cristina Guarda. Ecco, invece dalle sue riflessioni quali sono? Beh, faccio solo una piccola premessa, nel senso che io sono stato Presidente del Comitato per 2 mandati di 3 anni, con quest'anno abbiamo fatto le nuove elezioni, quindi sono nel passaggio di consegne. Infatti il professor Andolfato fa parte del nuovo direttivo. Dopo 2 mandati è giusto darsi anche il cambio. Ma ci sarà anche lei all'interno del direttivo? No, il direttivo no, ma nel comitato sicuramente sì. Abbiamo proprio cambiato il direttivo proprio per dare nuova linfa, nuova energia e nuova forza alla nostra azione. Allora, io rispetto moltissimo le opinioni dell'ingegner Dal Paus in merito a quella che è la parte della sicurezza idrogeologica e le materie in cui lui ha sicuramente delle grandi competenze, molto più di me sicuramente. Quello che a volte la necessità di mettere in sicurezza non tiene conto sono gli impatti collaterali delle altre discipline. Penso che l'esempio eclatante della diga del Vajont possa essere un esempio, tutto sommato non si è tenuto conto di vari pareri e con quell'opera siamo riusciti a fare 2000 morti in 4 minuti, quasi 2000 morti, e il Piave in 1000 anni non è arrivato neanche a 1000 morti sostanzialmente. Quindi direi che la valutazione di tutte quelle che sono le materie scientifiche, le scienze e le tecnologie che possono oggi darci una mano molto più di una volta, perché sono avanzate notevolmente, debbono essere tenute in considerazione. Sono anch'io dell'opinione che le vite devono essere salvaguardate. Quello che stupisce, almeno a me, stupisce in modo molto particolare, è che, e mi pare che fosse presente anche l'ingegner Dal Paus, al limite ce lo può confermare, nel 2013 4 comuni del Medio Piave, tra cui Ponte di Piave sicuramente, se non ricordo male c'era anche Zenson, che è l'altra sponda, Salgareda e San Biagio, abbiano fatto un consiglio comunale congiunto nel 2013 dicendo no alle casse di espansione sul loro territorio. Quella era la prima soluzione, la più valida, che era uscita dal PSSI del 2009. Cioè il PSSI del 2009, piano stralcio sicurezza idraulica, fatto dall'autorità di distretto dell'allora autorità di distretto del bacino delle Alpi orientali, diceva che la prima soluzione, la più veloce, la più efficace, la meno costosa, che poteva essere in modo frazionato su 2 casse, su 2 sponde diverse, che potevano essere usate in base alle necessità e quindi usarne una, entrambe oppure no, e che avrebbe dato la capacità di immagazzinare all'incirca la stessa quantità delle casse che verrebbero realizzate sulle gravi di Ciano, quindi parliamo di una cifra superiore ai 30 milioni di metri cubi, in tempi molto più brevi, con costi molto più bassi, senza necessità di fare una barriera di sbarramento per incanalare l'acqua, oltretutto su un territorio non vincolato da Rete Natura 2000, hanno votato no. Quindi adesso sarebbe bello anche capire perché questi comuni che oggi reclamano l'intervento a Ciano, a suo tempo, nel 2013, abbiano detto di no all'intervento sul loro territorio. Allora, sentiamo anche il professore che è importante perché Guido Andolfato, perché sei qui questa mattina e diventerà il nuovo vicepresidente di questo comitato. È Lucia Poloniato, scusa. Ok. Allora, cosa dice professore? Ecco, dalla sua angolazione, perché ognuno ha la propria angolazione. Vorrei aggiungere alle argomentazioni di Franco anche delle altre considerazioni. L'accusa dell'ingegnere Dal Paus è che siamo ambientalisti.
E io ho qui davanti la dichiarazione della settimana scorsa dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso, che dice che non bisogna demonizzare le opere infrastrutturali, che è giusto, perché il loro scopo è la salvaguardia delle vite umane e la protezione del patrimonio infrastrutturale, civile e produttivo del nostro territorio da eventi meteorologici sempre più estremi e imprevedibili. Va benissimo, manca qualcosa però. Mancano il paesaggio, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, e questo non lo dicono gli ambientalisti, lo dice l'articolo 9 della Costituzione italiana. Non è pensabile salvaguardare solo le infrastrutture, che spesso sono quelle che hanno causato il danno o potrebbero causare il danno, dimenticando tutto il resto. La Costituzione dice perché paesaggio, ecosistemi, eccetera, servono anche nell'interesse delle future generazioni. Professore, però è anche vero che noi siamo sempre in ritardo su qualsiasi cosa. Noi parliamo, però alla fine non riusciamo ad arrivare al dunque. Vuoi per interessi personali, vuoi per interessi politici, vuoi perché qualcuno non è abbastanza competente e decide sulla pelle degli altri, noi ci ritroviamo, parlo a livello generale, non parlo solo di questa opera, con delle opere devastanti, delle opere incompiute, delle opere che all'Italia non hanno fatto sicuramente bene. Basta vedere la fragilità del territorio, come siamo presi da nord a sud, da est a ovest. Allora io penso, professor Dal Paus, che questi tavoli che si formano, prima di tutto dovrebbero partecipare, io sono convinta di quello che dico, i cittadini, con le persone molto competenti anche. Ne abbiamo nel territorio, anzi ne abbiamo in tutto il mondo, perciò non è che ci manchino. E sentire tutti quanti, visto che poi sono soldi pubblici che pagheranno questi mega interventi, queste mega strutture, cosa ne pensano. Però il cittadino deve essere informato non dalla politica, dalle persone del territorio che hanno studiato, che sanno il problema, che ognuno fa il proprio intervento, poi alla fine, dopo l'ascolto di tutti gli interventi, si viene al dunque. Invece succede sempre che al tavolo si partecipa alla politica, a volte, scusate se lo dico, anche con persone impreparate, ma solo perché ricoprono un ruolo pensano di riuscire a fare quello che non riescono a fare perché non sanno e fanno danni poi alla fine, oppure mettono uno contro l'altro. Ecco, io penso che il buon senso di ascoltare, ma soprattutto di mettere attorno al tavolo le persone competenti, che va dall'idraulica, all'ingegneria, a tutti, compresi gli ambientalisti, professor Dal Paus, che è facile incolpare gli ambienti. Se non ci fossero io non so cosa sarebbe successo in Italia. Io non sono un ambientalista, non sono iscritta da nessuna parte, però ragiono col mio buon senso. Vedo cosa si è fatto e cosa non si è fatto, ma dicono sempre di no. Non è vero che dicono sempre di no, dicono di no quando un problema può danneggiare l'ambiente. Ma l'ambiente è di tutti, non è che appartenga alla politica o all'ingegneria o all'idraulica, è un ambiente che appartiene a tutti, perché la politica cambia, e cambia un po' tutto, però se fai un danno poi lo paga il cittadino. Noi saremo anche stanchi di pagare delle cose inutili, delle cose sproporzionate e soprattutto queste colate di cemento che nessuno spiega. Allora, professor Dal Paus, servono proprio colate di cemento, oppure nel 2026, visto che riusciamo ad arrivare nella Luna, a fare di tutto e di più, non possiamo trovare delle soluzioni alternative meno impattanti per veramente difendere la biodiversità e tutto quello che è attorno? Prego, professore. Ma cosa vuole che le dica, signora? Sono cose dette e ridette. Quando prima ho parlato di ambientalismo era solo per evidenziare che, con riferimento proprio alle Grave di Ciano, i padri e i nonni di quanti oggi si oppongono a qualsiasi iniziativa, perché così bisogna dire, sono stati quelli che hanno consentito la devastazione delle Grave di Ciano, della naturalità delle Grave di Ciano,
accettando che i benefattori dell'umanità, che sono i cavatori, asportassero ghiaia di qua e di là, facendo buche, extrabuche, diaframmi e così via, dentro all'area delle Grave di Ciano. Tant'è che oggi, che cosa possiamo dire? Il paesaggio che ho visto prima è veramente un paesaggio figlio non della naturalità del fiume Piave, ma dell'egoismo degli uomini che hanno fatto prevalere di volta in volta i propri interessi sugli interessi generali. Di questo credo che bisogna prendere coscienza. Ho sentito citare prima il Vajont e da bellunese che conosce purtroppo quella storia e la storia di quella tragedia, devo dire che quella tragedia è figlia anche degli egoismi di quanti a valle volevano utilizzare 150 milioni di metri cubi che l'invaso avrebbe potuto consentire per scopi che poco avevano a che fare con la naturalità del fiume. Abbiamo avuto 2000 morti, ma bisognerebbe domandarsi, ma dove stanno le responsabilità di quei 2000 morti? Non ha forse questo disastro non è stato forse determinato anche dall'egoismo che prima ricordavo di utilizzare le acque del Piave oltre ogni limite ragionevole? Proviamo a farci questa domanda, proviamo a domandarci come mai questi personaggi che hanno determinato in parte quella tragedia non siano, come dire, insensibili al fatto che nel 1960 hanno fatto approvare un disciplinare per l'uso di 18 metri cubi secondo medi dal Piave. Ebbene, erano 18 metri cubi secondi medi, 14 dei quali consentiti dall'invaso del Vajont. Quell'invaso non c'è mai stato, non c'era quando hanno dato questa concessione idiota e non c'è evidentemente neanche oggi. Era in un paese civile opportuno che quelle concessioni date su un'opera che non esisteva e che oggi non esiste più fossero immediatamente cassati? Ora, parte della gente che oggi parla è figlia di questi personaggi. Allora, io sono sicuramente ambientalista, ma sono anche una persona che i piedi li tiene per terra e penso anche che di fronte al pericolo concreto di perdere la vita che molti rivieraschi del Piave a Valle di Nervesa hanno, penso che sulle vite di queste persone bisognerebbe fare qualche ragionamento. Oltretutto mi sembra, e anche adesso ho sentito parlare di questi invasi ad uso esclusivo di piena, in un modo che evidenzia come molti di quelli che parlano non conoscono affatto come funziona un invaso di piena, perché credo che nella loro mente continui a essere presente l'idea che non sarà un invaso diverso da quelli che consentono l'utilizzazione delle acque. Da bellunese, inoltre, dovrei domandare a chi oggi si batte giustamente per alcuni aspetti sull'uso del territorio attorno al Piave, quale pensiero abbiano fatto quando nel dopoguerra hanno realizzato quello che hanno realizzato nelle valli del Bellunese, devastando sì in quel caso l'ambiente, con invasi permanenti. Qui bisognerebbe riflettere. E poi quando si discute di queste cose, lei ha ragione, bisognerebbe avere anche la capacità di confrontarci. Ma io non ho mai visto confronti, non ho mai avuto il piacere di aver davanti ai miei occhi le persone che hanno un'opinione diversa dalla mia.
No, io l'avevo invitata, professore, molte ragioni. Professore, io l'avevo invitata, purtroppo quel giorno lei aveva avuto un problema familiare, me lo ricordo bene, proprio per fare questo confronto. Noi ce l'abbiamo messa tutta, almeno io ce l'avevo messa tutta, perché è importante il confronto, io ci credo al confronto, lo stiamo facendo questa mattina in maniera veramente anche seria, non ci si parla addosso, non si urla, ognuno fa le proprie, le proprie dichiarazioni nella maniera più semplice, perché a casa devono capire, tanto è vero che ha chiamato Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È grave, le conosco, però non so cosa che ha fatto, cosa mi ha calato ha fatto. Però secondo il mio punto di vista il professore della ragione lui e l'ingegnere della ragione lui e me la spiega benissimo come è la storia. L'informazione me ne intendo abbastanza bene perché sono veneziano e gli anni che è l'ingegnere. Ed è vero, Piaggio ha sempre usato per speculazione senza guardare le conseguenze che poteva avere. Adesso quello che sta in alto, che ha manco problemi e quelli che sta giù, non vuol più, non è giusto. Non c'entra, vero che di quelli che non vuoi per questo, ecologia, ma stiamo dicendo di una falsità, ecologia è cosa, il destra il mondo io la destra, l'Italia io la destra, le cose non mi scelga. 10.000 chilometri di campi da sci, alberi girati là, disastri, ha fatto di tutto, case dove finire le acqua. Il professore qua, l'ingegnere, ha detto spiegarmi la verità. E giustamente che vuol confronto con i cittadini, ma i cittadini che sia all'altezza di quello che ne spiega. Perché se non io capisci è il fiato tuttavia. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, hai espresso le tue riflessioni, va bene, io ho detto che il cittadino deve essere accompagnato da persone preparate, i cittadini non sono stupidi, citiamo il Vajont, quando sentivano questi rumori loro l'avevano segnalato, perciò io sono convinta che siamo veramente anche capaci di capire e di sentire e dare anche dei consigli buoni, io sono convinta di questo, e quelli che vogliono mettersi anche in prima linea e dire quello che pensano, per me devono essere ascoltati perché pagano le tasse e i soldi pubblici sono di tutti, perciò ognuno deve essere ascoltato nella propria parte. Ecco, facendo delle riunioni come abbiamo fatto noi, dove abbiamo invitato quel giorno, mi ricordo, c'erano tanti rappresentanti sia degli ambientalisti ma anche l'ingegnere del Pauso, l'idraulica, c'era di tutto per capire, e devo dire la verità che è stato veramente un bel convegno. Allora, sentiamo Nicoletti. Allora, Presidente, io la chiamo Presidente perché mi viene meno, cioè così. Presidente, come risponde quello che ha detto l'ingegnere Del Pauso? Lei c'era al convegno, abbiamo sentito, anche eravamo molto dispiaciuti per questo confronto che non c'era. Prego. A me fa piacere sentire l'ingegnere Del Pauso, che sicuramente è uno dei massimi esperti in sicurezza idrogeologica e ingegneria idraulica. E parlo sempre col massimo rispetto per la tragedia del Vajont, anche se non sono bellunese, però le vite umane hanno un valore non qualificabile in base alla provenienza, e sicuramente quella è stata frutto di una serie di errori perché non si è tenuto conto di tutta una serie di altre discipline che avevano dato dei pareri contrari. Qui abbiamo un'altra situazione, abbiamo un'innovazione tecnologica che ha 60 anni in più di tempo e c'è stata, che può darci tutta una serie di informazioni. Probabilmente l'ingegnere Del Pauso, non so se abbia mai passeggiato all'interno delle grave di Ciano e se lo abbia fatto in che periodo. Io ricordo un convegno a Belluno dove era presente, dove erano presenti anche alcuni sindaci, l'ingegner Bottacin. Lui dice sempre lasciamo parlare gli esperti, e io sono più che d'accordo, quindi parlo solo quando riporto notizie certe. Quindi quando dico che il piano Stralcio diceva che la prima soluzione era le casse a Ponte di Piave, quella era la prima soluzione da perseguire e che non si è fatta.
e non c'erano ambientalisti in mezzo che rompevano le scatole, hanno avuto 60 anni di tempo per farle e non le ha voluto fare, indipendentemente dai movimenti ambientalisti. Lì c'erano interessi economici sicuramente, perché c'era tutto un territorio destinato a vigneti che non si è voluto andare a toccare. Non era Rete Natura 2000, non avrebbe avuto un impatto ambientale e avrebbe garantito più di 30 milioni di metri cubi di invaso di acqua. Sarebbe già stata fatta, sarebbe già finita da un pezzo e sarebbe costata molto meno, con un impatto anche a livello ambientale dal punto di vista dei lavori da eseguirsi, che avrebbe avuto un impatto molto più basso rispetto alle Grave di Ciano. E penso che questo sia un dato di fatto. Parlo delle Grave di Ciano per dire che se è giusto che parlino gli esperti, è giusto che parlino gli esperti anche in materia ambientale. Presidente, la fermo un secondo solo, se no mi cade la linea. Prego. Sa come funziona purtroppo, perché abbiamo un altro cittadino, Livio da Padova, che vuole dire qualcosa. Prego Livio. Milena, ciao, saluto tutti i tuoi ospiti. Mi rivolgo al professore Dal Paus. Cosa propone il professore con la sua competenza? Quali rimedi per contenere le piene del Piave? Grazie, arrivederci. Grazie a te Livio. Allora terminiamo col Presidente Nicoletti, poi sentiamo anche il Professor Andolfato e poi ritorneremo dall'Ingegnere Dal Paus. Prego. Sì, citavo appunto perché ricordo che quel convegno di Belluno ha citato anche delle foto aeree del dopoguerra per dire il valore ambientale. Non è così. Lì le microescavazioni ci sono state, erano microescavazioni, è vero, ma noi non è che perché siamo i figli dei nonni e dei padri dobbiamo avere che le loro colpe ricadano su di noi. Abbiamo il dovere di salvaguardare tutto quello che c'è di buono e tutto quello che c'è rimasto. E oggi quel patrimonio, se è riconosciuto Rete Natura 2000, zona SIC e ZPS, sicuramente ce l'ha. E sono gli esperti che lo dicono, è area wilderness e quindi ci sono tutta una serie di elementi che dicono che quel territorio vada salvaguardato. E faccio presente che salvaguardare l'ambiente vuol dire anche questo, salvaguardare delle vite umane, non solo salvaguardarle dalle piene, dalle esondazioni, ma anche dalla salute, perché un ambiente sano garantisce una qualità di vita e una salute sana. E in quell'occasione mi ha stupito che la sindaca di Mosile di Piave prima ha parlato del pericolo dei morti e di mandare le foto dei morti in caso di esondazione e dopo neanche 5 minuti, dico 5 minuti, penso che l'ingegnere Dal Paus sia inorridito pure lui, questa chiede alla dottoressa Culaizzi, segretario generale dell'autorità di distretto, di togliere il vincolo idrogeologico su tutta una serie di territori del suo comune per poter mandare avanti le concessioni edilizie. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questi se ne fregano della sicurezza, l'unica cosa che gli interessa è poter costruire in zone a rischio idrogeologico. Mi dispiace di non avere la sindaca Susanna, perché è Susanna la sindaca, però c'è testimone l'ingegnere, penso che se lo ricordi bene Abbiamo pure lui. Giulia da Venezia, vai Giulia. Mirella cara, ciao, buongiorno a tutti e i tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, io volevo dire che adesso non può rimetterci l'ambiente per l'incapacità di tanta gente. Perché Mirella, innanzitutto non dovevano dare i permessi di costruire in quelle zone là, perché allora io manderei via tutta quella gente, farei piazza pulita delle case, perché sapevano che non potevano dare le concessioni là. E dopo, Mirella, perché non hanno tirato via la concessione o tirar via i vigneti invece di devastare l'ambiente, perché i vigneti gli danno il profitto. E allora Mirella, io non vorrei, non sono d'accordo che ci rimetta l'ambiente, perché le Grave di Ciano io non le ho mai viste, però io immagino sempre, perché sono una meraviglia e tutti hanno il diritto di godersele. Ma dove stiamo andando, Mirella? Allora, che
che pensino qualcos'altro, invece di rovinare le grave. Perché buttino via le case e provvedano di farle dove si può farle. E i vigneti, perché i vigneti a un certo punto a me non interessano niente, perché non mi interessa più le grave di Ciano per l'ambiente e per tutta la biodiversità. Ti ringrazio Mirella dello spazio che mi hai dato, saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Grazie anche a te, cara Giulia. Allora, professore, ecco, lei invece cosa aggiunge? Prego. Devo dire che io sono d'accordo col professor Del Paus quando dice che non è giusto che gli egoismi della bassa pianura vengano fatti pagare all'alta pianura e alla montagna. E il caso delle grave di Ciano è esattamente questo. Gli egoismi della bassa pianura ricadono su chi non c'entra niente. Io non so il professor Del Paus se ha mai fatto un giro sulle grave, lo ha già detto Franco, perché non è un paesaggio degradato, e se anche fosse un paesaggio degradato non sarebbe una buona ragione per rovinarlo ulteriormente. Ora, sulle vite umane nessuno discute, però bisognerebbe anche guardare i dati e essere onesti. Allora, nell'alluvione del 66 c'è stato un centinaio di morti in tutto il nord-est. Se si va a vedere dove, si scopre che sono stati nella provincia di Bolzano, nella provincia di Trento e nella provincia di Belluno. Ci sono stati 3 morti in provincia di Treviso e 2 morti in provincia di Venezia. Il tutto con i sistemi di previsione delle piene, la protezione civile e anche i cellulari, che non esistevano ancora, di 60 anni fa. È un falso problema quello di dire le vite umane. Le vite umane si salvano abbastanza facilmente, il problema sono al solito gli interessi economici. Di chi ha costruito dove non doveva costruire. Allora, adesso devo assolutamente andare in pubblicità e poi partiremo con un altro servizio e poi sentiremo il professor Del Paus che risponderà anche al nostro Livio da Padova e dopo alle questioni che ha sentito. Pubblicità. Da un lato minimizzare l'impatto ambientale delle casse di espansione, dall'altro salvaguardare l'alveo del Piave che nell'area è soggetto a forte erosione. Questo è il duplice obiettivo dichiarato di Marina Colaizzi, già segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ma soprattutto da fine 2024 commissario straordinario per accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle grave di Ciano, tema che resta sempre caldo per la politica regionale, le amministrazioni locali, comitati ambientalisti, semplici cittadini. Colaizzi però da tecnico si sfila rispetto al dibattito in corso e carte alla mano, quelle peraltro in buona parte pubblicate sul sito dell'autorità di bacino, aggiorna il quadro annunciando come imminente l'avvio della fase di progettazione definitiva che dovrebbe portare la struttura tra i mesi di aprile e maggio a incontrare tutte le amministrazioni locali dei comuni rivieraschi da monte a valle, e questo per i rilievi e le osservazioni del caso. Di certo negli ultimi mesi sono stati fatti diversi passi, dall'accelerazione della richiesta di Vinca, la valutazione di incidenza ambientale, all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di 250 milioni di euro, passando per la nomina del soggetto attuatore. All'interno di questo quadro di massima si muoverà l'iter per il progetto definitivo. La stessa Colaizzi sottolinea come sia stata allargata la cosiddetta area d'indagine, non solo Grave di Ciano ma l'intera zona tra il ponte di Vidor e l'isola dei morti a Moriago della Battaglia, questo sempre al fine di ridurre l'impatto su Ciano. Nessuna diga, nessun muro alto 30 metri, scandisce Colaizzi, facendo intendere che sarebbe stata superata l'impostazione iniziale, quella che già anni fa aveva mobilitato buona parte del Montello. Allo stesso tempo il commissario afferma in maniera altrettanto netta come l'intervento su Ciano, per quanto indispensabile al fine di contenere le piene del Piave, non sarà bastevole, ovvero sufficiente. Serviranno dunque per limitare il rischio altri interventi lungo l'asta del fiume, su dove, come la stessa Colaizzi non si sbilancia, il suo mandato da commissario è quello di impostare la migliore soluzione possibile per le grave e poi consegnarla ai decisori politici e istituzionali. Il progetto definitivo servirà a minimizzare l'impatto e salvaguardare l'ambiente, ripete e rassicura Colaizzi, stesso principio per i costi che varieranno a seconda delle scelte che saranno adottate da qui ai prossimi mesi.
mesi anche il caro materiali avrà un suo peso specifico. Unica certezza ribadita con un'immagine da Colaizzi, la potenza in caso di piena, 5.100 metri cubi al secondo, ovvero come due fiumi Piave, uno in alveo, l'altro fuori. Nel 1966 i metri cubi al secondo furono tra i 4.800 e i 5.000 solo nella zona di Nervesa. Professor Dal Paus, a lei, prego. Ma ho grande difficoltà a commentare queste osservazioni. Intanto vorrei tranquillizzare il professor Andolfatto dicendogli che io le Grave di Ciano le ho percorse a piedi più e più volte, anche ricordando a lui che con il dottor Fenti, un geologo molto capace e noto, ho redatto una carta geomorfologica dell'alveo del Piave proprio attorno al tratto che comprende le Grave di Ciano. Quindi io quell'area la conosco benissimo, professore. Non sono uno che parla senza aver visto, perché non è questa la mia abitudine. Quanto poi all'interesse per la naturalità e per l'ambiente, mi sorprende il fatto che nessuno parla di come l'uomo ha snaturato il regime naturale del Piave. Parlando di acqua, il Piave a Segusino è capace di circa 120 metri cubi secondo medi all'anno, e l'autorizzazione a prelevare acque a vantaggio della pianura trevigiana soprattutto nel Bellunese arriva a un valore di 98 metri cubi secondo. A lui che ama l'ambiente e a quelli che amano l'ambiente chiedo, è proprio un bel provvedimento questo, che ha trasformato il fiume Piave in un fiume che acqua non ne ha più, basta passare d'estate sulle Grave di Papadopoli sul ponte autostradale per accorgersi senza tanta fatica che il fiume Piave da molti anni non mormora più. Quindi se vogliamo parlare di fatti in modo serio, dobbiamo parlarne con una visione complessiva del problema. Il Piave è molto più lungo del tratto che interessa le Grave di Ciano. Penso che su questo tutti dobbiamo essere d'accordo. Mi sembra che si sia bloccato. Abbiamo Giusy da Dossò in linea, intanto sblocchiamo la linea. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ora Mirella, mi vedo Fiordino tagliare tutte le rive di fossi, però dentro sul fosforo che se l'erba alta come miste mi metto anche di qui. E ora i gada puirà anche dentro sul fosforo, no sta l'erba alta, te vedi tutte queste piante alte. Non capisco per cosa chi lavora in queste maniere qua. Noi ti facciamo perché l'acqua scorre che dopo non vengono tutte queste alluvioni e assa tutte queste erbe alte dentro sul fosforo, solo che arriva e taglia e basta, in piedi e basta. Vi saluto. Grazie Giusy, vediamo se è tornato il professor Dal Paus, altrimenti andiamo a vedere Bacino, Ciano, Sindaci, Piave e poi commentiamo. La mozione per la creazione di un tavolo tecnico straordinario per la rivalutazione della sicurezza idraulica del Piave, presentata in regione dalla consigliera ex Lega, ora gruppo misto, Sonia Brescacin, piomba sui comuni del Basso Piave come l'ennesimo rinvio di una decisione attesa da decenni, proprio nel momento nel quale il progetto sembrava poter vedere un'accelerata. La questione è quella controversa delle casse di espansione del Piave sulle Grave di Ciano, al centro di una lunga querelle politica e giudiziaria. Qui riviviamo periodicamente la medesima situazione. Faccio presente che da Fossalta di Piave 90 fino alla Foce siamo in 100.000 che viviamo aggrappati alle rive di questo fiume, che è meraviglioso ma anche molto pericoloso. L'abbiamo visto più volte riempire completamente gli argini. Dove siamo adesso, quando il Piave è pieno, c'è l'acqua arriva fin sotto il ponte della Vittoria, è arrivata nel 2019, la paura è grande. La regione ha investito già più di 10 milioni di euro per rafforzare gli argini sulla riva sinistra al lato di San Donà, e adesso c'è un investimento ancora
ancora maggiore, quasi di 15, per il rafforzamento dell'argine sul lato destro, lato musile. Questo metterà al riparo dalla rottura dell'argine, ma non dall'esondazione. E la soluzione indicata dagli esperti incaricati a suo tempo dalla Regione è proprio quella del bacino di laminazione nel territorio di Crocetta del Montello. Un ulteriore rinvio viene vissuto dai comuni a valle del fiume con apprensione proprio nel 60° anniversario della grande alluvione che qui causò una catastrofe con decine di morti, migliaia di sfollati e danni enormi. Io capisco benissimo la delicatezza della sensibilità ambientale, la rilevanza di quel sito meraviglioso, però qui parliamo di vite umane e di danni potenziali gravissimi. L'autorità di bacino, che è presieduta dalla dottoressa Colaizzi, che è anche commissario per le casse di laminazione, aveva valutato, in caso di un fatto come quello del 66, fino a 100 morti e 10 miliardi di euro di danni. Ma a Monte del Piave la si pensa diversamente e da tempo si caldeggia una soluzione diversa da quella che, dicono i sindaci rivieraschi coinvolti, porterebbe ad una devastazione ambientale. Rinvia al mittente la polemica politica Marianella Tormena, di chi vede nella proposta della consigliera Brescacin una resa dei conti all'interno della Lega per come sono andate le cose nella giunta Stefani, dove è entrata l'ex sindaca di Ponte di Piave Paola Roma. Tormena cerca di smorzare i toni, invita a fare sinergia tra i territori e lancia un appello al presidente Stefani. Tanto lo inviterei qui, perché per noi sarebbe un piacere immenso, e dall'altra parte capisco che ha delle grosse sfide da affrontare. Noi siamo probabilmente un problema piccolino, però il fiume è grande, attraversa tutta la regione per gran parte, quindi in fondo credo che se porta, come mi sembra stia portando avanti le cose, con calma e con disponibilità verso i territori, non può sbagliare. Quindi va bene che cerchi di ascoltare e di farsi un'idea di qual è la realtà. Allora io ringrazio e saluto il professor Dal Paus, perché doveva andare via ancora alle 9:40, purtroppo aveva un impegno grande, però le riflessioni le ha fatte a voce alta, abbiamo capito benissimo cosa vuole dire. Allora, Presidente Nicoletti, come chiudiamo? Ma io direi che, partendo dall'ultima riflessione che ha fatto il professor Dal Paus, e cioè che il fiume è grande e lungo, spieghi chiaramente quanto sia elevata la presa per i fondelli della politica che ci sta dando, mettendo un commissariamento per la realizzazione delle casse, vincolandolo al territorio delle Grave di Ciano. Cioè trovare la miglior soluzione in un fazzoletto di terra con un fiume lungo oltre 200 km. Se la politica volesse veramente trovare la miglior soluzione, lo farebbe su tutta l'asta del fiume, la ricerca non su un territorio di pochi chilometri, e sicuramente troverebbe delle soluzioni molto, ma molto meno impattanti e con una miglior resa dal punto di vista della sicurezza idrogeologica. Dall'altra parte abbiamo le istituzioni che mettono un muro alla trasparenza. Abbiamo fatto richieste di numerose accessi agli atti di tutta la documentazione che l'autorità di distretto sta realizzando e che ha già realizzato e che non ci consegna, andandolo a giustificare con il fatto che ci sono delle conoscenze, un know-how all'interno di questi documenti che non può essere divulgato, come che gli studi che vengono fatti per le Gravi di Ciano, quindi specifici per quel territorio, possono essere replicati da un'altra parte. Non c'è nessun motivo per cui ci neghino questi accessi agli atti, cosa che stanno facendo con noi del Comitato, cosa che stanno facendo con i comuni, e non ci mettono a disposizione la documentazione, sanno che non abbiamo risorse finanziarie per aprire una battaglia legale per avere questi documenti, e intanto guadagnano tempo dal punto di vista e ce lo tolgono per poter fare eventuali azioni legali contro quello che sarà, e che nessuno sa come sarà quest'opera e come verrà pensato di realizzarla. Questo è un atto di non trasparenza nei confronti dei cittadini. Si parla tanto di voler dialogare con la popolazione, dall'altra parte non gli dai i mezzi per poter dialogare, per studiare, per imparare, per essere competenti e ribattere in maniera
competente e non ci mettono a disposizione questi documenti con delle scuse subdole e senza alcun valore. Le parole quando non vai servono, davanti a un giudice sarà troppo tardi, perché non avremo il tempo No, ma per servono fare. le carte, cioè Certo. loro guardano le carte, perciò le carte sono importanti. Certo. Maurizio da Vicenza, vai Maurizio. Salve. Buongiorno. Saluto tutti, buongiorno. Saluto tutti quanti in studio. Niente, volevo dire, io avevo dei cugini a Ciano del Montello, proprio vicino a chiesetta di Santa Mamma, e venivo ogni anno a trovarli. Si sono spostati a Montebelluna, comunque io l'anno scorso sono venuto e ho attraversato il fiume in lungo e in largo, dalle chiesette proprio da Guoro fino all'isola dei Morti e via così. Ho attraversato tutto e camminato dentro il Piave, per carità era in agosto, ma è uno spettacolo unico, cioè cementificare quelle zone lì è veramente mostruoso. Dico solo questo, grazie a tutti. Grazie Maurizio, a noi fa molto piacere sentire anche la voce dei cittadini, importante. Prego Nicolette. Solo una cosa, perché è giusto quello che dice il professor Dal Paus in merito al deflusso minimo vitale delle acque e tutto. Volevo solo far presente che non solo, sono solo gli ambientalisti, chi ha a cuore l'ambiente che sta facendo proteste in merito a questo tipo di problematica. Lega Ambiente Piavenire per la zona le gravi di Papadopoli, il comitato, le varie associazioni del territorio sono le uniche che si battono per avere un deflusso minimo delle acque vitale per la sopravvivenza della flora e della fauna del fiume. Non è la politica e non è l'autorità di distretto, quindi sono pienamente d'accordo con lui, ma noi siamo gli unici che si stanno dando da fare a fare qualcosa anche per questo aspetto, anche per garantire che vengano alimentate tutte le risorgive del medio e bassa pianura veneta. Tutti gli altri se ne stanno fregando e queste mancanze di risorse idriche ricadranno su tutta l'agricoltura della pianura. Daniele da Verona, vai Daniele. Salve, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Allora, io da esperienza da idraulico le faccio un piccolo esempio anche ai suoi ospiti che ben conoscono il sistema idraulico magari meglio di me. In un impianto casalingo normalmente viene montato un vaso di espansione, perché, e lo paragono chiaramente ai vasi di eliminazione in merito, perché se aumenta la pressione dell'acqua in base a cosa? Il vaso di espansione compensa chiaramente la pressione e la quantità d'acqua, e la stessa cosa si verifica chiaramente in natura. Una volta, perché c'erano i allagamenti come 66 dicendo? Perché i vasi di espansione non c'erano. Quindi la popolazione era quella che era, nonostante i morti dell'epoca, però si inondavano le campagne, così, cosa che non è più fattibile al giorno d'oggi, perché voglia per il raccolto, voglia per le costruzioni, per le abitazioni, per le popolazioni aumentate, quindi è una cosa, secondo me, proprio normale. Una cosa si potrebbe fare, secondo me, nel Piave, che forse qualcuno ci ha pensato, però non l'ho mai sentito dire da nessuno, da parte di nessun tecnico. Praticamente creare dei varie espansioni proprio sul letto del fiume, ovvero sia scavare il fiume in vari punti per tutta la sua lunghezza, delle fosse enormi, praticamente che contengono l'acqua, che poi chiaramente farà livello quando che aumenta la piena, però quelle casse lì, di espansione in sotterranea, compenserebbero tranquillamente, invece di deturpare territorio ulteriormente, voglia perché c'è zona faunistica, voglia per tante cose, farle in profondità, chiaramente nella distanza, in vari punti, chiaramente dico io esempio, ne facciamo 20 su 200 km per creare la stessa cubatura che andrebbe fatta chiaramente all'esterno prendendo campagne e quant'altro. Grazie, buongiorno. Grazie Maurizio, prego professore. Però non ha senso fare dei buchi nel letto del fiume e le grave sono nel letto del fiume, perché quando il fiume va in piena le riempie automaticamente, considerando poi che la zona è una zona carsica e quindi non sappiamo che cosa succede a sud del Montello, dove i paesi sono 20-30 metri più bassi della zona superiore. Aggiungo un'altra cosa, per dare un'idea di quello che si vuole fare, si parla di 40 milioni di metri cubi. Come si fa a tenere 40 milioni di metri cubi? Bisogna prendere un quadrato di 2 km per 2 km e o si scava per 4 metri
e si distrugge completamente il suolo, che è la cosa preziosa. Il suolo ci mette circa 500 anni a rigenerarsi, quindi lo distruggiamo non per i nipoti, ma per i nipoti dei nipoti dei nipoti dei nipoti. Oppure si fa un muro alto 4 metri più un altro metro di sicurezza per tenere l'argine. Quello che noi contestiamo è proprio questo, non che non bisogna fare delle opere, ma che l'incarico al commissario sia stato fatto soltanto per dire fate un'unica enorme opera in quella zona. Se si va a vedere poi, in Italia ci sono delle casse di espansione di 40 milioni di metri cubi, no, la più grande è in un affluente dell'Arno, è di 14 milioni di metri cubi. Ce n'è un'altra di 25 milioni di metri cubi, che sarebbe comunque 3/5 dei 40 milioni che servono. È sul Panaro, l'hanno cominciata 40 anni fa e non l'hanno ancora finita perché hanno un sacco di problemi tecnici. Non è che rischiamo di spendere 250 milioni in un'unica zona. Sul libro sono scritti anche i costi, vero professor Dolfatto? No, i ricavi. Ecco qua i ricavi, ecco se volete se leggere questo libro. Se faccio il buco di 4 metri ci ricavo materiali per circa $500 milioni. Ecco, avete capito. I dati sono questi. Aggiungo anche un'altra cosa. Il Veneto, insieme con la Lombardia, è la regione che consuma il suolo maggiormente in Italia. E il consumo di suolo è una cosa del genere. Posso prendere? Allora, non possiamo fare pubblicità non della faccio pubblicità, potete farlo con qualsiasi bottiglietta d'acqua. Se io la bottiglietta d'acqua la rovescio per terra qui dentro, che cosa succede all'acqua? Che resta tutta quanta in superficie. Se la rovescio sul prato qua fuori, l'acqua sparisce nel giro di poco tempo. Quello che abbiamo fatto in Veneto è questo. Abbiamo cementificato tutto il cementificabile e abbiamo creato problemi. Adesso si cerca di risolvere i problemi causati dal cemento con nuovo cemento. A noi non sembra una soluzione sensata. Senta, professor Andolfatto, siccome il presidente Nicoletti lo conosciamo, lei di cosa si occupa? Io sono un professore di lettere in pensione. Ecco, così sappiamo anche chi è il professor Andolfatto, perciò con una certa sensibilità verso anche l'ambiente che lo circonda e soprattutto cosa riusciremo veramente a creare, ecco, migliorando la qualità anche dell'ambiente per i nostri giovani, perché quello è... Noi abbiamo visto delle cose meravigliose che loro non vedranno mai, ad esempio. Noi abbiamo visto le farfalle grandi così, noi abbiamo visto le margherite grandi così, loro se riusciranno a vedere ancora una farfalla o una margherita, anzi vi inviterò. Ma se vengono sulle grave le vedono ancora? Ecco, quelle grandi. Finché durano, vede le farfalle, vede la stipa, vede tutta una serie di cose che... Andate a fare la passeggiata perché merita veramente. Tutta una serie di cose che fanno parte delle agende popolari. Questi giorni. Allora andiamo a vedere questo accesso agli atti, perché è molto interessante quello che ha detto anche il presidente Nicoletti in merito a a vedere questi atti e capire cosa è successo. Andiamo a sentire. La nostra necessità è quella di vedere veramente tutta la documentazione che è in possesso all'autorità di distretto e quindi alla commissaria, per poter anche noi capire qual è la modalità con cui si sono svolti finora i vari stadi della progettazione. Una richiesta di accesso agli atti con destinataria all'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e a formularla con un atto congiunto sono 3 comuni, oltre a Crocetta del Montello anche Vidor e Moriago della Battaglia, questo perché l'area di indagine per la realizzazione del contestato progetto delle casse di espansione è stata estesa. Dagli atti presenti però sul sito del commissario straordinario non si capisce come e in che termini. Vogliamo capire sostanzialmente anche queste voci, questo allargamento che è scritto interesserà i comuni, maggiormente i comuni di Vidor e Moriago. Ci fa pensare, non so, vogliamo delle spiegazioni, quindi spero che questo accesso agli atti venga accettato e ci venga data una risposta in tempi brevi. Nell'atto sottoscritto dai 3 sindaci, con Tormene e Bailo, anche il moriaghese Loris Rizzetto, l'elenco degli atti di cui si chiede l'accesso è lungo e dettagliato. Le indagini geognostiche e analisi di laboratorio preliminari, poi gli esiti sulla modellazione in 2D fino a Ponte di Piave. E poi tutti i verbali delle riunioni tecniche dal 2022 al 2025, comprese quelle che hanno portato al decreto 8 del 23 dicembre scorso, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di 250 milioni di euro. Come mai
Casomai c'è appunto una indagine già del finanziamento quando non abbiamo ancora un progetto definitivo. Insomma, è anche la tempistica che inquieta i sindaci che con questa richiesta di accesso agli atti tentano di fatto una manovra di emergenza. Di cosa stiamo parlando non lo sappiamo, è nostro dovere nei confronti di tutta la zona, di tutti i cittadini, è nostro dovere andare a chiedere cosa sta succedendo. Abbiamo sentito quello che hanno detto questi sindaci, andiamo a sentire Grazia da Marcon. Grazia? Sì, pronto, buongiorno a tutti. Senta, io volevo informarla che sono anni, i fossi sui centri sono stati tutti tappati, hanno fatto le piste ciclabili. Per quanto riguarda l'erba, tagliano l'erba e la buttano giù. Praticamente i tombini sono pieni di erba e di terra che quando piove l'acqua non scorre. Lo stesso anche sui fiumi, sul Dero, sul Dente, sul Sile, tagliano l'erba e la buttano là. Praticamente c'è più terra sotto, quando non c'è acqua, si vede proprio la terra. Praticamente che manutenzione pensano di fare così? Si buttano sempre sui fossi. Inutile che fanno tante vasche, che dopo alla fine abbiamo tutti i fossi tappati. Grazie cara, grazie veramente. Allora, il Presidente Nicoletti, come salutiamo, cosa vuole dire? Grazie, i cittadini vedono, poi esprimono le loro opinioni, che mi sembra anche corretto, anch'io vedo tante cose che non vanno, poi me la raccontano sempre bene quando vengono anche i presidenti dei bacini, noi facciamo, ma quello che vediamo è tutta un'altra cosa, sfortunatamente, non dappertutto ma in molti casi. Prego Presidente. Io faccio una richiesta alla politica, una richiesta ai tecnici, chiudo così, che ci sia voglia e volontà di parlare con la cittadinanza, di attuare un approccio multidisciplinare a queste problematiche, non solo ingegneristico, ma anche geologico, anche dal punto di vista della gestione dei sedimi, dal punto di vista della gestione delle acque, perché lo stesso ingegnere Dal Paus parla dei problemi di quantità d'acqua, e che ci sia la volontà di essere veramente trasparenti, ma finalizzata a trovare la miglior soluzione per questo problema, non una soluzione all'interno di un fazzoletto di terra che sappiamo per certo che non è la miglior soluzione. Questo è un dato di fatto inconfutabile, l'ha detto nel passato l'autorità di distretto, quindi non il comitato, non le associazioni, ma una struttura che aveva tutta la capacità tecnica per dire che le migliori soluzioni erano altre, e mi auguro che ci sia la volontà di ripartire da questo punto, non dove siamo arrivati oggi, per fare un qualcosa che serve solo a ingrassare le tasche di qualcuno. Allora, intanto che adesso salutiamo e sentiamo anche come ci saluta, con quale messaggio il professor Andolfato, mandiamo anche queste immagini delle casse del tanto Piave, così sentiamo. Il microfono sta su. Prego professore, cosa vuole dire, con quale messaggio vuole lasciarci? Franco ha più o meno detto tutto. Aggiungo soltanto che noi pensiamo che continuando con le nostre attività ci sia sempre più gente che capisca che quello che viene attuato non è la soluzione al problema. Lo stiamo vedendo, professore. In realtà il funzionamento di una cassa di espansione. È una cassa di espansione. Che dobbiamo anche spiegare. Però una cassa di espansione fuori del fiume, mentre le Grave di Ciano sono il fiume, sono una zona che già naturalmente verrebbe allagata. Avete capito come funziona? Quelle dovrebbero essere quelle di Caldogno, a vederle così. Per noi è che ci sia un danno ambientale certo di fronte a dei benefici assolutamente incerti, che sono contestati anche da ingegneri idraulici di una generazione successiva rispetto a quella dell'ingegner Dal Paus. Sono immagini veramente che fanno riflettere. Abbiamo la fortuna di avere un paesaggio meraviglioso che tutto ci invidiano, però dobbiamo anche capire la fragilità e cosa bisogna fare. Io sono dell'idea, Presidente Nicoletti, e anche lo dico al professor Andolfato, che è giunto il momento di fare questi tavoli
questi confronti dove possono partecipare i cittadini, li chiede anche dal PAUS, dalla fine che è Massimo. Infatti mi ha quasi sorpreso. Ecco, ho capito, infatti io gliel'ho ricordato e noi ci avevamo pensato, questo si ricorda, perciò io penso che deve ripartire questo comitato con questi confronti, con i cittadini, con gli addetti ai lavori, con le persone competenti che sanno. Io sono convinta che la politica in questo caso deve fare un passo a lato, deve lasciar parlare le persone competenti, quelli che veramente sanno del problema, eventualmente dopo alla fine tirare le somme e vedere anche lei cosa può fare e dove andare a parare, perché stiamo parlando di tanti milioni, sono soldi pubblici, ecco, noi abbiamo tutto il diritto che vengano spesi bene, basta confrontarsi, parlare, capire e soprattutto avere le persone competenti, che vi posso assicurare ne abbiamo tantissime. Grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Allora, prima di presentare gli ospiti graditissimi, ecco, io vorrei leggere questa lettera che mi è arrivata da questa imprenditrice che vuole rimanere anonima, però che ha piacere che questa sua voce venga diffusa. L'anonimato, perché avete visto cosa è piovuto addosso a quell'imprenditore che ha deciso di aiutare dei ragazzi. Uno si è comportato male, ha detto falsità, ma noi dobbiamo guardare agli altri. Ecco, se questo è servito veramente a scoperchiare questo vaso e far capire che bisogna dividere tra il buono e il cattivo, quello che ha voglia di integrarsi, di lavorare e quello che invece vuole vivere alle spalle degli altri, forse avremmo fatto un passo in avanti, perché bisogna iniziare a scremare. Allora vi leggo cosa mi ha scritto questa imprenditrice che aiuterà e sta aiutando questi ragazzi in albergo per dare loro un po' di dignità. Un'altra settimana, ha detto, di vacanza, perché se la meritano. Buongiorno Mirella, questa è la dichiarazione che ci piacerebbe potesse essere diffusa per tenere viva la questione, ovviamente tutto in forma anonima. Come imprenditrice veneta, anche io, come l'anonimo imprenditore di Treviso, voglio dare una mano per i lavoratori stranieri senza casa, che sono costretti a dormire all'addiaccio nelle nostre città. Molti anni fa, quando andai a lavorare nella Germania del Nord, io stessa ebbi difficoltà ad avere una casa in affitto, perché straniera, nonostante fossi europea, avessi un contatto di lavoro e parlassi un po' tedesco. Noi veneti siamo gente pratica e senza tanti giri di parole. Sappiamo bene che i lavoratori stranieri ci servono come il pane. Le nostre famiglie ne hanno bisogno per la cura della casa e degli anziani, per portare cibo in tavola con i lavori agricoli e nei ristoranti, per guidare bus e camion. Abbiamo un calo demografico da paura e i contributi di questi lavoratori al sistema pensionistico e alle casse dello Stato ci servono. Vivere insieme a persone di paesi e lingue, religioni e culture diverse non è per niente facile, ma entrambe le parti, se si impegnano, si riesce giorno per giorno. Affittiamo le nostre case a chi ne ha bisogno, italiani o stranieri. Usiamo i fondi di garanzia per i proprietari di case che alcune associazioni stanziano apposta e i servizi di mediazione culturale di alcune cooperative per essere sicuri di far capire come si vive in un condominio, come far funzionare il contratto, eccetera. Ci conviene. Allora io ringrazio, perché qualcuno pensava che questi imprenditori non esistessero, che Mirella si fosse inventata tutto, no, perché veramente è una roba grande, ma non importa. Questa è la lettera che ho letto e vorrei sentire anche prima parlare di cosa si occupa Valeria Bocchicchio insieme a Emanuele Bonifazi, cosa ne pensa di quello che ha scritto questa imprenditrice, anche come donna, come persona che è in prima linea anche come famiglia per aiutare. Prego Bocchicchio. Io penso che chi fa il bene comunque poi prende la sua parte nel bene comune, ecco, e non bisogna guardare tanto a chi lo facciamo, perché arricchisce in prima persona noi stessi. Fare il bene ci aiuta ad essere persone migliori, ecco, e certo poi anche chi riceve deve avere l'umiltà di ringraziare, di dire grazie, ecco, penso che non ci sia una parola più bella di questa. Certo sono situazioni difficili, anche proprio in questo momento storico,
quindi tutti noi affrontiamo le sfide quotidiane per cercare di far quadrare i conti a casa, a chi ha una casa, e diciamo che bisogna mettere in campo più risorse possibili. Ecco, penso che noi siamo una famiglia numerosa, quindi abbiamo 5 figli, poi per lo Stato famiglia numerosa parte dai 4, però abbiamo amici che hanno avuto appunto anche la grazia di aprirsi alla vita e avere anche 8 figli, quindi che oggi sembra una cosa veramente controcorrente. Ecco, e la nostra ricchezza penso che sia proprio in primis la gioia di vivere, la gratitudine di essere qui. E poi condividendo con i figli in primis e con le altre famiglie si impara che c'è sempre un posto in più nelle nostre tavole. Avete sentito? Allora, sentiamo anche Bonifazi, Emanuele Bonifazi. Ecco, prima di presentare la vostra associazione, chi siete, cosa ne pensa di questi imprenditori e di queste imprenditrici che hanno deciso di aiutare le persone che hanno voglia di mettersi in regola, che vogliono lavorare, che vogliono dare un loro contributo per migliorare la qualità della vita sia sua ma anche di tutta la comunità. Beh, credo che sia un diritto, la vita sia un diritto, avere una vita dignitosa, una dignità, per cui queste persone hanno secondo me dato una dignità a questi invisibili. Bravo. Che il mondo non vede e non vogliono farsi vedere, ma in realtà persone invisibili come queste ce ne sono tantissime, ce ne sono tante e non serve andare in determinati paesi del mondo, ma li abbiamo sotto casa. Questo credo sia un gesto che sia doveroso, insomma, sia doveroso da parte di tutti, anche nel piccolo, chi non può, però chi non ha queste possibilità ma ha meno, dia quello che può. Io ringrazio Emanuele Bonifazi e Valeria Bocchicchio per quello che hanno detto. Stiamo parlando di una famiglia numerosa che non fa divisioni, ma che cerca anche di far capire l'importanza che ognuno di noi capisca cos'è l'accoglienza. Ecco, anch'io ho trovato la mela marcia, nel senso che questo ragazzo ha cercato di fare del male dicendo delle falsità, ma perché non voleva perdere il suo status, ecco, di cappetto, di bulletto. Ci sono tante dinamiche. Esatto, allora è quello che dobbiamo fare, cercare di scremare, capire chi ne approfitta. Quando ho sentito che questi ragazzi, lo dico ancora una volta, lavorano nei campi, nei vigneti e non hanno neanche l'acqua, devono razionarsi l'acqua, l'hanno detto qua anche un ragazzo, ha detto è vero quello che dicono perché l'ho provato anch'io, capite che non può funzionare così, qualcuno deve dire anche basta perché ce n'è per tutti, perché non solo il vigneto, poi devono pulire la villa, la piscina. Ecco, con pochissime, ecco, Bonifazi sorride, a me viene una stretta al cuore perché non è possibile continuare a dire che loro sono bravi, tutto il resto è invisibile e non gli appartiene, perché sono i loro lavoratori questi qua. Allora nell'edilizia hanno spiegato i sindacati, è concepito anche il vitto, mentre nell'agricoltura no, ci sono forme di contratti che non sono i sindacati CGIL, CISL che fanno, ma sono sindacati, uno può creare un sindacato, si mette insieme 3 persone e forma un sindacato, perciò qui qualcuno deve anche capire che bisognerà anche capire cosa si può fare invece per far sì che queste cose non avvengano. Ecco, paghe da 3-4 euro, 2,50 euro, ecco, tante ore di lavoro e poi molti dormono per strada. Ecco, io penso che dovremmo trovare anche una sistemazione per queste persone, lo devono fare come fa questa imprenditrice, questo imprenditore, fare squadra tra imprenditori. Adesso ci saranno dei tavoli, speriamo che portino a qualcosa perché è già il 20° tavolo. Io penso che più di parlare adesso bisogna agire. Detto questo, allora associazione, che associazione è? Valeria Bocchicchio, ecco, spieghiamo questa associazione, come si chiama e cosa rappresenta. Allora, siamo un'associazione di famiglie numerose. Quindi, come dicevo prima, famiglie che hanno accettato la sfida di aprirsi alla vita, che è comunque la cellula fondamentale della società, questa famiglia. E niente, delle famiglie hanno deciso di creare un'associazione proprio per mettere in rete la bellezza e anche proprio il sostegno che sia
emotivo, diciamo, delle fatiche, la condivisione delle fatiche, ma anche piccole strategie, la gioia di veder crescere questi Sono tutte famiglie ragazzi. italiane, scusa Valeria, ma devo chiederlo perché così a casa capiscono. Ecco, per famiglie numerose cosa si intende? Ecco, chi sono queste famiglie? Bonifazio. La famiglia ANFN, questo è il nome della nostra associazione. Spieghiamo associazione? Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Associazione che prevede come nello statuto, perché c'è uno statuto, abbiamo ormai più di 20 anni di storia, abbiamo una carta dei valori registrata, quindi è un'associazione che fanno parte migliaia di famiglie in tutta Italia, italiane e non italiane, i cui membri devono essere almeno 6, quindi 2 genitori, mamma, papà e almeno 4 figli. Ed è una famiglia di famiglie. È un'associazione che nasce per la promozione... Dove è nata questa associazione? È nata a Brescia, i fondatori di Brescia. Sì. Attualmente il nostro presidente è Alfredo Caltabiano e sua moglie Claudia, portano avanti con grande impegno assieme a coordinatori direttivo e coordinatori regionali e provinciali. Noi facciamo coordinatori per la provincia di Treviso e portano avanti questo progetto di vita per la salvaguardia dei valori e dei diritti delle famiglie numerose nel campo sociale, ma anche in campo politico. Perché allora la fermo un attimo Bonifazio perché ho il telefono, mi segnano che c'è Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma hai capito che dovevo spiegare. Nessun problema, nessun problema. Allora Mirella, intanto voglio aprire una cosa facendo gli auguri a mia mamma Maria, che oggi compie gli anni, è il suo compleanno. Maria, tanti auguri, veramente. Ecco. Va bene. Allora Mirella, niente, avete toccato un tasto, come al solito, molto dolente. Maurizio? Io faccio gli applausi per quello che sta facendo. Però io dico una cosa, Mirella. Allora, o gli extracomunitari buoni si sono trasferiti tutti da voi nella parte del Trevigiano, perché qua si lamentano tutti dalle nostre parti della bassa padovana. Tutti, si lamentano tutti di queste persone. Oggi li vedi, lavorano, domani si licenziano, non si sa più che cosa fanno, dove vanno, eccetera. Non lo so il motivo. Forse io mi sono fatto una piccola domanda e mi sono dato una risposta. Perché sono sottopagati? Va bene, ok, questo è un mio pensiero. Però, come dicevi tu prima, è giusto dare un'opportunità, una possibilità a queste persone, giustamente. Però vedi Mirella, non tutti sono favorevoli, perché c'è chi delinque, chi fa il delinquente, chi va di qua, chi va di là. Ecco, sono pochi quelli che si integrano, sono pochissimi. Ecco, contarla sulla punta delle dita. Ecco, va bene, io con questo vi saluto a tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie Maurizio, facciamo ancora gli auguri a mamma Maria, auguri da tutta Sveglia Veneti, mamma Maria, ma soprattutto sentire anche cosa ne pensa Valeria di quello che ha detto Maurizio. Maurizio è sempre arrabbiato col diverso, però bisogna anche capire che l'esempio che si vede e che viene molto visibile di quello che si comporta male, mai di quello che si comporta bene. Ecco, io vorrei che facessero vedere anche quegli operai che si comportano bene. Questa è una tentazione che abbiamo sempre, prego, Valeria. Quella di vedere le cose brutte, no? Purtroppo fanno più notizia di tanta bellezza che abbiamo attorno e c'è sempre questa tentazione di guardare al sistema, di generalizzare e di perdere di vista le persone, perché in realtà quando parliamo di immigrati stiamo parlando di padri, madri, figli, cugini, certo hanno una cultura diversa dalla nostra, anche loro hanno delle difficoltà nel trovarsi in un paese straniero, però è una scelta che hanno fatto per cercare di migliorare la propria vita. Purtroppo se guardiamo allora anche proprio alla situazione
italiana possiamo avere la tentazione di pensare che non è tanto meglio se guardiamo la delinquenza giovanile, se guardiamo questi ragazzi che abbandonano gli studi o che non trovano un lavoro, che pensano di fare i soldi facili. Penso che sia un problema sociale e non solo di immigrazione, ecco. Però, ripeto, è bello anche potersi confrontare, perché ci dà magari l'occasione di ascoltare una telefonata di una buona esperienza invece lavorativa, magari se qualcuno fosse in ascolto e dice: no, guarda, io mi sono trovato bene con le persone anche se non erano venete doc. A me la prima domanda che mi hanno fatto quando sono arrivata a Treviso è stata: ma sei tu del Veneto? O sei tu importata? Sei tu Veneto o sei tu importata? Abbiamo Renata da Treviso, vai Renata. Mirella, ciao. Allora, io intervengo perché sono di una famiglia, ho una famiglia numerosa, ho 6 figli, 12 nipoti e sono bisnonna da un anno, poco più, e più 2 cani. E giovedì compio 80 anni. Ehi là, complimenti Renata. È il più grande dei miei figli, ha 59 anni. Per Pensa cui a te. 21 anni sono diventata mamma, a 44 nonna. Ecco. Alla mia età. A 32 avevo già 6 figli, per cui facciamo i conti. E dopo parliamo che noi veneti non abbiamo fatto figli. Io ho fatto per tutti gli altri. Grande, una gioia. Grande Renata. Sarà meglio che ti iscrivi con loro, Renata. Siamo qua. Va bene, va bene. E li ho tirati su tutti sulle mie spalle, Ecco. lavorando. Hai capito? Grazie Renata, cara, mi fa molto piacere questa telefonata, perché fa capire che ci sono anche delle famiglie numerose anche venete. Noi nel nostro comune di Vedelago ne abbiamo tante. Ecco, sentite, il problema è che però la demografia è quella, cioè la denatalità, i numeri sono quelli, non possiamo scappare. Nonostante le famiglie numerose c'è una grande denatalità. Valeria, ma secondo te è una questione di costi, nel senso fare un figlio costa tanto, non abbiamo la possibilità? Oppure io non sono di questa idea, perché parliamo ad esempio di Renata. Renata parla di tanti anni fa, dove c'era pochissimo, non c'erano banchi alimentari, non c'erano vestiti, non c'era niente, c'era la miseria, non la povertà. Avevano 12 figli, 10 figli, da mangiare non c'era, eppure riuscivano a tirare su la famiglia, ecco, a creare questa famiglia. E devo dire la verità, ci sono stati anche problemi, ma ragazzi per bene, che poi sono fatti tanti una posizione, anche se avevano la quinta elementare, perché abbiamo questa creatività nel DNA che nessuno può togliercela. Adesso fare un figlio è già un problema. Non è che sia che forse c'è questa nuova generazione troppo viziata, troppo ad avere tutto, e cosa faccio? Devo diminuire quella che è la mia abitudine di uscire, di divertirmi, di fare quello che voglio. Cioè il problema del peso, un figlio si va in depressione post-partum, una volta facevano i figli a casa, poverette, pensate cosa hanno passato, mamma mia, quando penso. Non pensi che secondo me non è una questione di soldi, è che un cambiamento culturale che è stato fatto, ma non verso per migliorare la società, ma per diminuirla, perché penso a me stesso. Io ho avuto una sindaca che ha detto ho deciso di diventare mamma a 40 anni, perché prima ho voluto fare quello che volevo fare io. E a 40 anni. E io penso che quando lei avrà 50-60 anni avrà un ragazzino giovane, sarà così contento di avere una mamma diversamente giovane, perché noi pensiamo sempre a noi stessi. E poi vediamo questi ragazzini, queste famiglie che non ci sono, a loro manca la famiglia. Se la famiglia ci fosse noi lo troveremo in queste condizioni. Il problema è che è difficile fare i genitori, dicono, ma una volta allora cos'era? È così difficile fare il genitore, Valeria, poi sentiamo anche... No, perché non riesco più a capire
capire cosa vuol dire, è difficile. Quante cose, Mirella, quante cose. Io penso che dovrei mettere una tenda qua. Stiamo qua. Prego Valeria. Allora iniziamo dal genitore, dal essere così, prima io e poi vediamo cosa deciderò. Allora io penso che non sia questione di essere viziati in senso stretto, ma è la mia opinione. Penso che i giovani siano spaventati, perché laddove invece, è proprio questo lo possiamo vedere anche qua nella nostra provincia, nei paesi, dove ci sono famiglie giovani che hanno provato, che si sono messe in gioco, si crea veramente una testimonianza di bellezza e le altre persone cominciano a dire: ah, ma se ce l'ha fatta lei posso farcela anch'io. E questo l'ho testimoniato proprio, l'ho vissuto sulla mia pelle quando dopo 3 figli sono rimasta incinta dei 2 gemelli. Tutte le mamme che mi fermavano mi dicevano: ma sai che vorrei tanto fare il 3° figlio, ma non ho il coraggio. E posso dire che tantissime persone poi famiglie hanno deciso di aprirsi di nuovo alla vita, perché hanno detto: cavolo, se tu sei qui nonostante la fatica e sorridi, allora la bellezza vale più della fatica. E questo è quello che è la mia esperienza e quello che vorremmo anche testimoniare. Vero che un figlio cambia completamente la vita, quindi è quello che spaventa di più, perché la mamma nasce insieme al suo bambino e quindi non siamo preparate, nonostante io penso che siamo veramente predisposte, che ci sia tutto già dentro di noi. Manca però una rete, c'è un'associazione, o comunque poi si dice che per crescere un bambino serve un villaggio, e ci credo tanto, sì, perché poi succede che quando sei mamma, sei dentro e fai crescere i tuoi ragazzi, per forza di cose cominci a guardare anche i figli degli altri al parchetto, cominci a dare un consiglio a una mamma fuori da scuola, e quando ti saltano le scarpe nuove che non riesci a buttarle a peccato, allora le passi e fai girare questa energia vitale, ecco, veramente si moltiplica. Però dall'altra parte c'è questo, secondo me, questo pensiero di perdere qualcosa, ma in fondo è un perdere la vita, che è come seminare. Il seminatore, il contadino, quando semina perde un pezzo del raccolto, ma in realtà è un investimento che fa per il futuro. E poi quando vedi fiorire la vita e vedi i frutti, come questa nonna numerosa, perché bisognerebbe fare assolutamente un'associazione di nonni numerosi che danno la vita, eppure quando li vedi in giro dici: anch'io vorrei essere così pieno di vita. Come fai? Qual è il tuo segreto? Con 12 nipoti io credo che uno non si possa permettere. Pensate alla bellezza anche quando sono tutti riuniti, pensate, ecco, ti fa tornare indietro proprio nel tempo, ecco, queste grandi cucine, questi grandi tavoli. Allora, quello che però Emanuele Bonifazi vorremmo anche capire come fare per supportare, ecco, tramite le famiglie. Ecco, a me piace molto la parola villaggio. Sì. Ecco, il villaggio per aiutare questi ragazzi, per aiutare queste mamme, per aiutare questi genitori che non riescono a fare. Forse c'è proprio bisogno del villaggio, dove questo genitore che non riesce più a controllare il figlio si reca in questo villaggio e dice: aiutatemi. È quello che si faceva una volta nel cortile, no? Sì. Si scendeva giù e si diceva: ho questo problema, ecco, mi dai una mano? Adesso c'è la paura di chiedere, penso di farcela da solo. Sì. E questo invece non è possibile, non ce la farai mai, sai già che non c'è, però ti vergognarsi di chiedere aiuto per qualsiasi cosa, Prego. Sì, io sono pienamente d'accordo e proseguendo sul discorso che faceva Valeria, parto a monte da un problema sociologico. Viviamo in una società individualistica, dove l'individuo viene prima della comunità, della famiglia, della coppia, che è il primo nucleo familiare. In una società individualistica come quella di oggi, spinta da determinate lobby, determinati meccanismi e dinamiche di marketing, ovvio, le persone hanno paura a chiedere aiuto. E tante mamme soprattutto hanno il timore per paura del giudizio, che il giudizio è
un'arma oggi che uccide la società, uccide l'individuo, la persona, l'umanità della persona, si ha paura di chiedere, si ha paura di fare rete. La rete parte dalla nostra famiglia, per esempio. Se abbiamo 5 figli, ma i figli dei nostri vicini sono da noi. I nostri cancelli sono sempre aperti, ci dicono, ma qua io torno a casa da lavoro e trovo 3-4 ragazzi in più, ogni volta 5, ormai che i figli crescono, quindi aumentano le amicizie. Quanti anni hanno i vostri figli? I nostri figli hanno 17 anni il più grande, Elia, 15 anni Nicolò il secondo, 14 anni Giorgia e 2 gemelli di 10 anni, Francesco e Chiara. Scusa un attimo, è l'età più difficile dai 12? No, voglio capire perché dicono è un'età terribile. Sempre è stata un'età terribile, Sì. cioè non è che sia cambiato il mondo. È l'età in cui mette alla prova la pazienza del papà e la mamma. Ecco qua. Perché i figli, dico che io per mia esperienza personale, i figli hanno educato me alla pazienza. Ne ho poca, ammetto, sono proprio... Però lei ne ha di più. Lei ne ha di più. Sì, perché c'è sempre la bilancia, E no? io sono molto sul rigare dritto e molto vigili sulla regola, mentre lei è bravissima nella relazione. Quindi, tornando al discorso di prima, il villaggio parte dalla famiglia. Sì. E se una famiglia comincia a aprirsi alla vita, le altre famiglie all'aiuto, e allora comincia a esserci la bellezza, di far conoscere la bellezza di avere un figlio, di avere più figli. ANFN fa rete, ANFN fa questo, rete. Attraverso il nostro sito molti ci hanno conosciuto, molti stanno iscrivendo, continuano le iscrizioni, ancora di più in questo periodo di difficoltà, sì. Ma fondamentalmente non siamo un'associazione di solidarietà, facciamo solidarietà, noi ci aiutiamo anche attraverso dei progetti che l'associazione ha al suo interno, come Aiutiamoci, ha tante iniziative bellissime. E noi abbiamo conosciuto la bellezza di questa associazione perché è un'associazione fatta di famiglie come noi, nel caos della casa, portano avanti quello che è il progetto di famiglia. Senti Emanuele, ma è ancora possibile, come si faceva una volta, con un'occhiata, che questi ragazzi capiscono che non c'è ciccia per gatti? Questi ragazzi, dai un'occhiata e loro hanno capito che non si scherza? Questa generazione, anche grazie insomma, a tanti percorsi che abbiamo fatto io e Valeria, abbiamo capito, e sulla nostra pelle ogni giorno lo facciamo, come sia la famiglia di oggi, la società di oggi non è pronta per educare gli adolescenti che ci sono. C'è bisogno di un aiuto, c'è bisogno di un supporto anche talvolta psicologico, oltre ad avere una famiglia che ha già sperimentato o che sta vivendo questa situazione, no? E lo vediamo anche nelle nostre giornate nazionali di famiglie numerose, dove noi coordinatori ci raduniamo e tra famiglie parliamo dei nostri problemi che sono i soliti, no? Ma c'è questa solidarietà. Anche un sentirsi meno soli. Che è un sentirsi meno soli. E quindi per questo dico che è una famiglia di famiglie, no? Ma l'occhiata tu ai tuoi figli, se gliela dai, loro capiscono che non c'è verso di scherzare. Serve autorevolezza, sì. Ma non basta. Non basta l'autorevolezza di una volta. Una volta c'era più autorità. Probabilmente oggi, come dico anche i psicologi, i pedagogi, parlano di autorevolezza, sì, ma parlano anche di... non autoritario, ma autorevole. Autorevolezza. Valeria, ecco, l'autorevolezza, però poi l'ascolto da parte della mamma. Ecco qua le due cose. Il papà mi ha sgridato, il papà non vuole che faccia questo, vado dalla mamma perché so che la mamma mi aiuterà. Sarà la mediatrice tra me e il papà. Sì. Allora Valeria. Allora, io penso che oggi la cosa più importante sia la presenza, perché se ci sei puoi intervenire, se ci sei puoi ascoltare, ma non è solo una presenza della scelta che tante mamme numerose fanno, cioè quella di essere casalinghe e di accudire la propria famiglia. È una presenza emotiva, è una presenza relazionale, perché tante volte uno può essere presente con il corpo ma proiettato nei problemi, proiettato nell'arrivare a fine mese, proiettato con il genitore magari invalido, e quindi la presenza, quest'occhiata che si può dare ai ragazzi vale se i ragazzi sanno che ci sei, e questo vale anche per gli insegnanti, gli educatori o i mister, ecco, sportivi, perché i ragazzi oggi hanno un fiuto che magari prima, anni fa, non c'erano. Siccome è tutto più veloce, anche proprio il fiuto per capire se sei uno che mette le mani in pasta,
se ci sei ti misurano oggi i ragazzi, vedono se chiedono aiuto, se sanno che glielo puoi dare. E questo è il discrimine secondo me, perché magari noi ci impegniamo tanto a guardare i ragazzi, però il primo lavoro deve essere su noi stessi come persone. Allora, sia a Valeria che a Emanuele chiedo, il Presidente della Regione ha detto al di sotto dei 14 anni niente social. Io ho avuto dei ragazzi, dei studenti che non sono d'accordo, alcuni invece sono d'accordo. Ecco, voi ne parlate di questo, ecco, i social per i vostri figli e il telefonino, quando avete iniziato a darglielo, a capire l'importanza perché è un'arma micidiale? Assolutamente. Ecco, forse loro la sanno adoperare anche forse meglio di certi genitori che non sanno navigare, non sanno, anche se sono giovani, loro invece sono nati con questi strumenti, è inutile dirlo, è così. Ecco, come vedi i tuoi figli, ecco, quando hai iniziato a dire loro chi parte? Noi siamo stati fin da subito concordi, anche a seguito di ricerche, di tanti approfondimenti tecnici e scientifici che in particolare Valeria ha fatto, siamo stati d'accordo sempre come genitori nel dare il cellulare ai nostri figli sopra i 14 anni. Hai capito? Alla terza media, all'esame di terza media. Quanto difficile è stato, Emanuele? È stato difficile col primo, ma dico sempre una famiglia numerosa, quando educhi il primo poi gli altri normalmente si accodano, perché se la regola vale per il primo, la regola vale anche per il secondo, terzo, quarto. Ti crei un alleato perché suo fratello non può avere il telefono prima di lui. Esatto. E quindi si crea un circolo virtuoso. Ma il primo com'è stato? Cioè faceva difficoltà ad accettare? All'inizio sì, ma poi ha capito, perché la comunicazione col figlio deve esserci, deve essere essenziale, ovviamente adatta all'età, ovviamente, no? Cioè calibrata, la comunicazione adulto deve essere calibrata in base all'età del ragazzo, ma una volta stabilite quelle regole, motivate il giusto, lui ha capito, ci ha messo un po', ma poi ha capito che se gli altri suoi amici avevano il cellulare, lui non poteva averlo, quantomeno se aveva bisogno di in particolari circostanze avrebbe avuto quello del papà e la mamma, sotto la nostra vigilanza. Attualmente i ragazzi, i 3 nostri più grandi hanno il cellulare, sotto la nostra vigilanza. Comunque. Cosa vuol dire sotto la nostra vigilanza? Controllate i cellulari? Diciamo che non sempre. Almeno per Giorgia e Nicolò, Giorgia in particolare che l'ha preso da qualche mese. In terza media e l'ha appena ricevuto. C'è bisogno di guidarli. Certo, sono perfettamente, io sono invece perché sono armi fuori controllo. controllarli. Per il tempo, per i contenuti e l'utilizzo in genere. Perché sono strumenti che pilotano il pensiero delle persone. Anche perché hanno il nemico dietro l'angolo. Con l'intelligenza artificiale vediamo cosa sta succedendo. Io ho avuto un insegnante e non davo più compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Ecco, vedo però che Valeria, quando ho detto il controllo del cellulare, era un po' imbarazzata, perché difficile. È come entrare nella propria intimità, nella propria privacy di questi ragazzi, ma sono piccoli, sono minori e non possono permettersi di dire no, è la mia privacy, no, io ti devo controllare perché sono momenti difficili, può arrivare di tanto, è vero, non mi ricordo che ho avuto ospiti e ha detto ma controllate i cellulari di questi ragazzini, cioè finché sono in casa, sono piccoli, vanno controllati, io sono sicura, ma non per loro per controllare, perché hanno i nemici all'interno della casa, che sono i cellulari. Quando io sento, ma mio figlio è nella poltrona col suo cellulare, e io gli ho detto, ma tu sai cosa sta guardando tuo figlio? Dove sta andando? Oppure velocemente cambiano perché tu chiudono il computer. Valeria, allora questo controllo, finché sono così, perché sono piccoli, pensano di essere grandi, ma sono piccoli, hanno i nemici in casa. E sono il gioco d'azzardo, ad esempio. Perché chi è che sono così perché la curiosità soprattutto. Prego Valeria. Sì. Sono argomenti scomodi e il sorriso è nato proprio perché è pane quotidiano. Certo. Quindi ne parliamo a pranzo, ne parliamo a cena, ne parliamo perché è ora di andare a letto e quindi il telefono va ritirato, comunque spento prima di... È una fatica. È una fatica, però è sempre il discorso della presenza, perché purtroppo quello che si vede è che per far star buono il figlio o il ragazzino gli si dà in mano il telefono. E io ho 2 esperienze in particolar modo. Il primo è il più grande, che quando ha rotto il telefono è stato alcuni mesi senza, perché bisogna anche imparare a gestirsi e avere cura delle proprie cose. E i primi giorni sono stati durissimi,
ma veramente durissimi, e dopo lui stesso è venuto a confidarmi e dirmi: sai che sto meglio senza telefono? Ma pensa te. Perché tutto sommato posso suonare il campanello, perché se devo fare una telefonata mi dai il tuo, e quindi ha imparato, si è conosciuto anche sulla gestione, perché veniva risucchiato comunque dalle notifiche, dai like, dai video, da cosa fanno gli altri, e soffriva anche il fatto di vedere che gli altri stavano tanto sui social piuttosto che stare fuori a giocare a calcio, banalmente. Mentre il più piccolo, che fa 11 anni, mi rendo conto che magari gli si dà del tempo, 25 minuti per giocare al gioco oppure per guardare qualcosa, però crea questa tensione, stato di tensione emotiva che dopo deve sfogare in una maniera, e quindi concordo sul fatto che non solo i social sotto i 14 anni, ma proprio il cellulare, assolutamente. Emanuele, è più difficile gestire il ragazzo o la ragazza, il maschio o la femmina? Va bene che è questione di carattere, però visto che ne avete tanti, sentiamo anche cosa dicono, perché io comincio a vedere che anche la bambina alza molto l'asticella. Sta alzando l'asticella anche per gli esempi che vedono, che si fanno. Prego. Sì, i ragazzi attualmente, ne ho 2 in adolescenza, e il grande in modo particolare, Elia, è stato sempre un bambino, fin da bambino, una persona iperattiva, molto curiosa, molto vivace e estremamente intelligente. Quindi molto più avanti anche nell'età mentale rispetto all'età. Non è stato facile per me assolutamente gestire, voler bene. Non mi piace parlare di gestire. Voler bene a un ragazzo così, perché io ho riversato su di lui delle aspettative. Poi, essendo il primo, posso dire quasi un po' un esperimento, dico: Dio, come funziona essere, come si fa e come si è il papà? Sì. non ci si nasce, quindi sono diventato papà a 27 anni e lei a 23, relativamente giovani, ma per fortuna, perché ci vogliono forze per guidare i ragazzi nella crescita e nello sviluppo. E con Elia e con Nicolò e Francesco sono i 3 maschi. Attualmente in modo particolare con Elia c'è molto conflitto, perché tendo a trasmettere il senso di responsabilizzazione della vita, il senso di responsabilità nelle cose che fa, le conseguenze derivanti da determinate scelte. Faccio fatica a lasciare andare. Su questo invece Valeria è bravissima, dice: è giusto che sbaglino da soli. Sì, se no sbagliamo tutti, se no sbagliamo tutti insieme appassionatamente. Imparate, non si lascia io cerco di dare degli strumenti perché sbaglino meno possibile e che sappiano rialzarsi, dico sempre, no? Di fronte alle difficoltà. Poi noi ci siamo. Perché, e le bimbe invece? Le bimbe per me è difficile perché sono le mie principesse. Hai capito? Giorgia e Chiara sono... Hai capito? Le principesse. Ammetto che ho un debole... capito? Io sono anche bravissime, sono anche bravissime. Però... E la mamma invece col maschio, come una volta, Valeria, No, la mamma con il maschio e il papà con le femmine. Allora, cosa dici, Valeria? E soprattutto questa curiosità, come dici tu, questo contatto e questo dialogo, delle volte, ecco, è difficile parlare di certi argomenti, di sesso, di droga, di guerra. Anche io ho sentito una ragazza che ha detto, quando c'è il telegiornale, che ci sono queste immagini di guerra, i miei genitori cambiano canale. Io mi arrabbio perché dico: ma io avrei anche pietà. No, assolutamente. Ecco, è difficile così parlare di questi temi, sesso ad esempio, ma anche nelle coppie giovani il sesso è un po' un tabù. Mi dispiace dire di sì, però questo è. E siete giovani, Sì, ma vedo che anche lì la prima cosa è essere presenti a se stessi, no? Se io non mi pongo le domande per prima e non trovo le mie risposte, che risposte posso dare ai miei figli? E quindi veramente i genitori crescono insieme ai ragazzi e ci si riscopre anche, perché nel dover spiegare la femminilità alle proprie figlie, allora si porta la propria esperienza, e là dove trovi qualcosa su cui ti senti in imbarazzo, sai che devi lavorare, in primis per te stessa, ecco. Lo stesso vale anche per
per i maschi, l'approccio, diciamo l'educazione affettiva e sessuale, in primis in famiglia, ma dalla testimonianza, quindi da imparare a prendersi cura di sé, imparare a rispettare l'altro, il senso del pudore. Già questo sarebbe un gran lavoro, certo. Ok? Quindi io non ringrazio va fatto di poter essere a alla casa. coppia questo? Sì, penso che Sì, va fatto assieme. Che va fatto assieme per perché forza. Poi noi non può siamo stati esserci- fortunati a conoscere questo percorso sull'affettività che prende, sono incontri annuali per età e parte dai 11 anni fino a 18, Inizia lo sviluppo. che guida Anche qui è attraverso un'associazione che questa. porta avanti questo percorso in maniera davvero incredibile. Ce l'abbiamo qui al Castello Ce di l'abbiamo Quero. qua vicino. Per esempio anche qui io vedo la bellezza di questo villaggio, cioè quando qualcuno trova qualcosa di vero e di bello lo deve condividere, per forza. Vi riunite tra famiglie, come funziona allora? Cosa fate durante la settimana, magari il weekend? Avete delle riunioni, fate delle feste? Allora, come famiglie numerose, no, non c'è questa struttura, diciamo, perché comunque anche noi cerchiamo sempre nuove famiglie che si prendano un piccolo incarico, ok? Poi in realtà siamo numerosi, quindi una volta ci siamo trovati al Parco di Riese e eravamo 3 mamme con 15 figli. Pensate? Quindi già quella era una microfesta, perché ci guardavano anche le altre mamme, i bambini erano lì. Abbiamo organizzato qualche picnic con alcune famiglie di Treviso in montagna. per l'associazione famiglie numerose, quindi ti trovi in 5, 6, 10 famiglie e bambini. E hai già fatto i numeri a valanga. perché sono 60 persone. Avete capito? Sì. Pochi genitori, tanti bambini. Ma i stavolta. bambini e i ragazzi legano tra di loro. Ma quindi forse vedere questi esempi magari aiuta a far più figli, non so, io perché Assolutamente io- sì. Sì, noi abbiamo avuto delle famiglie che hanno fatto il quarto. Beh, c'è proprio in realtà Treviso Sud, se lei va verso Preganziol. No, lei, Mirella. Scusa, Mirella. Preganziol ne è un esempio, perché veramente ho un paio di amiche che possono testimoniare proprio questo, che quando tu vedi che gli altri ce la fanno e che ci si può dare una mano e che non c'è giudizio, perché io sono probabilmente più disperata di tante altre mamme, sono sempre in giro, sempre in corsa, sempre in macchina, però cosa succede? Che una mi dice non riesco a portare mia figlia a pattinaggio, la carico io, ma non è il tuo orario, ma tanto sto andando a Castelfranco, quindi ci passo. E allora con una risata... Vedete Valeria, avete sentita? Ecco, ci sono anche per gli altri, questo è che se vuoi ce la fai. L'associazione però, attraverso il suo direttivo, il nostro presidente, si stanno mobilitando ormai da anni per interagendo col ministro della famiglia, con il governo stesso, per poter consentire degli aiuti pratici, concreti, un piccolo senza sollievo troppa a queste burocrazia. mamme taxi. Stiamo cercando di togliere burocrazia, no? Perché è quella che blocca, o dei vincoli legati al reddito di una famiglia, no? E quindi la nostra associazione fa anche questo in modo importante, sull'assegno unico, su tanti fronti, anche perché abbiamo dei numeri certo. da giocarci, siamo tantissimi. Sì. E questo è... Allora andiamo a vedere dati, crisi, famiglie, poi lo commentiamo, andiamo a sentire. Denatalità, invecchiamento, perdita di potere d'acquisto e crescenti difficoltà economiche. Le famiglie sono messe a dura prova nel mondo d'oggi e allo stato di salute delle famiglie è stato dedicato il convegno organizzato dal Centro della Famiglia di Treviso alla presenza della ministra Eugenia Roccella. Naturalmente c'è molto da fare perché la famiglia è stata trascurata per decenni. Il nostro era il paese famoso per la mamma italiana, la famiglia italiana, ma in realtà non c'era stata nessuna politica per la famiglia. In realtà abbiamo cominciato noi e anche l'assegno unico, che però è stato ed è ancora in procedura di infrazione europea. Speriamo di riuscire a difenderlo e quindi poi ad aumentarlo. Abbiamo aumentato per adesso attraverso il bonus, quindi abbiamo aumentato anche attraverso il bonus nuovi nati, quindi i trasferimenti diretti alle famiglie, cioè i soldi in tasca alle famiglie, che erano quelli dell'assegno unico ma anche quelli del bonus.
E vorrei sottolineare che tutte le misure che abbiamo preso sono misure strutturali. Ed in un clima di sempre maggiore difficoltà e di incertezza arrivano le richieste per sostenere le famiglie. Chiediamo che comunque anche i sostegni che arrivino siano sostegni strutturali, nel senso che non debbano intervenire appunto solo ed esclusivamente in questi momenti di difficoltà o per famiglie che hanno delle difficoltà, ma proprio siano di sostegno genericamente alla famiglia, proprio perché ha queste grandi capacità e risorse. La nostra società civile ha bisogno delle famiglie per potersi risollevare, e quindi anche in questi momenti in cui si manifestano queste difficoltà è necessario cercare di sostenerle. Si è parlato anche dell'importanza strategica di avviare in Veneto nuovi centri per la famiglia. Quello che ci è stato chiesto anche da parte del Ministro è che queste strutture siano proprio legate a un terzo settore nella coprogrammazione e nella coprogettazione, sulla quale abbiamo lavorato con gli ambiti, perché ci siano dei servizi di famiglie che sono con altre famiglie, di giovani con altri giovani, degli anziani con altri anziani, ma dei luoghi dove si incontrino insieme e che non seguano quella parte proprio legata alla fragilità in particolare, di cui ci sono i consultori che danno delle altre risposte, ma proprio delle occasioni di socialità, di essere messi insieme e di lavorare anche come associazioni. Allora, chi commenta questo servizio? Valeria? Sì. Allora, la prima cosa che mi ha colpito è questa perdita di potere d'acquisto, perché facevamo i conti alla mano e dicevamo però negli ultimi 10 anni non è che questo stipendio sia aumentato così tanto, mentre i prezzi, quelli sì. Voi quando fate la spesa sono sudori, no, tutti dico. Allora, sì, assolutamente. Diciamo che avere tempo, quindi essere mamma a tempo pieno, questa scelta ha ripagato, perché posso permettermi di fare acquisti consapevoli, sì, di fare acquisti magari anche condivisi con altre famiglie. Avete capito? E permette di bilanciare la crescita purtroppo dei prezzi, perché mangiamo tanto, cioè gli adolescenti soprattutto mangiano, sì, crescono, hanno fame. Chi ha un figlio di 14 anni vede proprio la differenza, dopo si acquietano, però la fame, ecco, la sentiamo. E questo però, come dicevano, servizi strutturali. Allora ci indigniamo per la benzina, però poi di fatto sono anni che continuiamo a pagare in più se a un aumento del cibo ingiustificato, anche proprio basta guardare la farina che dovrebbe essere tutelato. Tu fai tante cose in casa oppure? Sì. Sì, banalmente adesso poi in realtà con il progetto City Cibo recuperiamo anche tanto pane, sì, però se un chilo di pane al panificio lo paghi 5-6 euro e magari al supermercato lo paghi 4,90 euro, io con €1 di farina me lo impasto e mi faccio un chilo di pane, quindi avete capito cosa fa Valeria? Necessità, di però necessità virtù. Lo può fare perché essendo a casa, una che lavora come fa? Allora Emanuele, eppure i conti devono tornare, devono bilanciare, i figli crescono, hanno bisogno di tante cose, la scuola. Io faccio fatica a capire che c'è un aiuto alla famiglia. Qualche aiutino sì, ma proprio l'aiuto, proprio il concentrarsi su quello che è il benessere della famiglia, la famiglia in difficoltà, la famiglia che ha bisogno di un supporto, c'è o non c'è? Attualmente l'Italia, lo Stato italiano praticamente non ha attivato nessuna iniziativa di aiuto concreto alla famiglia. Aiuto concreto sono aiuti economici, non stiamo a discutere. Io su questo sono molto in disaccordo, perché anche nel mio lavoro nel campo dell'edilizia vedo diciamo che si adoperano per bonus di qua, bonus di là, ma i bonus sono tante carte. Sono tanta burocrazia che tu devi possono accedere solo alcune categorie. Ebbene, nel caso della famiglia non servono i bonus, a noi servono soldi, stipendi a chi a casa fa la mamma, perché la mamma è il lavoro più difficile del mondo, più faticoso, quindi la mamma ha diritto, per quanto mi riguarda, di avere un suo aiuto, che chiamiamolo stipendio, sì, ma deve essere concreto. Non possa essere qualche centinaio di euro, e l'associazione si sta adoperando anche combattendo per questo. Senza famiglia, ho scritto, non può esserci futuro. Quindi l'Italia spariranno gli italiani un po' alla volta, perché è una questione di tempo,
perché non fanno figli. Questo calo demografico ormai è irreversibile. E lo dice anche l'imprenditrice che ha scritto questa lettera. Lo dice l'imprenditrice, no? E questo perché lo Stato non si fa carico di prendere con coraggio, di spostare finanziamenti, investimenti dove serve, sulla famiglia. Allora andiamo a vedere anche costi, famiglie in difficoltà e poi lo commentiamo con questi due graditissimi ospiti. In questo periodo di forte sofferenza economica le persone hanno bisogno di aiuto. L'aumento delle bollette e il crescente costo della benzina, determinati dalla crisi in Medio Oriente, aggiungiamo anche le speculazioni, pesano sulle tasche dei cittadini. Molte famiglie triestine hanno difficoltà a sostenere spese considerate però irrinunciabili, fra cui quelle per far accedere i propri figli ai centri estivi privati. Le tariffe oscillano fra i 150 e i 200 euro a settimana. Infatti l'offerta dei ricrestate comunali non soddisfa la domanda. In più, alcuni periodi sono scoperti. Andrea Corigliano, presidente del Consiglio d'Istituto della Scuola Dante, è portavoce delle istanze di tante famiglie. Perché la scuola finisce il 9 di giugno e i centri estivi ricominciano il 14, se non sbaglio, e poi c'è la settimana in scopertura in Ferragosto e poi la settimana tra la chiusura del ricrestate dei centri estivi e l'inizio delle scuole. Il problema grosso è la capienza che coprirà un 50-60% dei richiedenti. Su numeri di 8-9 mila richiedenti sono tanti. Di qui la necessità di trovare una soluzione alternativa e ricorrere al privato. Cosa succede alle famiglie che non vengono accolte? Devono rivolgersi a centri estivi ed associazioni private con costi che vanno dai 140 ai 200 euro a settimana, quindi fino a 800 euro al mese. E come ha giustamente detto il nostro assessore, c'è la dote famiglia, ma la dote famiglia non è abbastanza capiente, soprattutto è un rimborso postumo e un consuntivo che verrà tirato alla fine dell'anno e rimborsato l'anno prossimo. Ma se andiamo a considerare che nella dote famiglia vengono pagate spese appunto di scolastiche come le gite, rimborsi sportivi eccetera eccetera, andiamo ad aggiungerci questo, non ci stiamo assolutamente dentro. Dunque la richiesta di un intervento del Comune per venire incontro a queste esigenze. Quello che le famiglie mi hanno detto di proporre appunto è, ove non possibile un aumento della dote famiglia, anche dei voucher o dei contributi direttamente a questi centri estivi privati e alle associazioni, affinché si possa abbassare l'esborso economico che la famiglia deve sostenere direttamente in questo momento. Allora io a questo punto, siccome i miei ospiti si fermano, ho un graditissimo ospite che è il dottor Diego Ponzin, presidente Fondazione Banca degli Occhi, direi di andare in pubblicità e di collegarci subitissimo col dottor Ponzin. Il progetto Lucy è un progetto che stiamo conducendo in collaborazione con il National Eye Institute, che è uno dei dipartimenti del National Institute of Health negli Stati Uniti, e in particolare con il professor Kapil Bharti, per ottenere delle cellule dell'epitelio retinico pigmentato a partire da induced pluripotent stem cells e che serviranno, pensiamo, alla fine di uno studio clinico che stiamo iniziando, al trattamento di una patologia molto diffusa nella popolazione anziana, che è la degenerazione maculare senile. Stiamo facendo una ricerca che dovrebbe portare ad uno studio clinico che dovrebbe verificare i criteri di sicurezza e potenzialmente anche efficacia di un nuovo trattamento che, se funzionasse, come chiaramente i dati preclinici ci sembrano dimostrare, dovrebbe portare queste persone, diciamo, a non peggiorare quella che è la loro patologia. È la prima ricerca nel campo della degenerazione maculare senile che viene portata in Italia con questa tecnologia. I tempi per gli studi clinici con terapie cellulari, quindi a base di cellule, sono tempi molto lunghi, non tanto per l'applicazione può avvenire anche, diciamo, in un anno, in 2 anni. Il follow up dura fino a 10 anni perché bisogna verificare per l'appunto che la sicurezza venga mantenuta per tutto quello che, diciamo, è il tempo, per un tempo molto lungo. Il ruolo della Fondazione è molto importante, diciamo, è duplice. Prima di tutto siamo una banca di riferimento, una banca inserita all'interno del sistema del Centro Nazionale Trapianti, e pertanto tutto quello che
come in questo caso qui, parte da una donazione, perché queste cellule vengono differenziate a partire da una donazione di sangue, da cui poi si estraggono le cellule e queste vengono poi differenziate, vengono trasformate in induced pluripotent stem cells e poi differenziate, deve passare attraverso un istituto dei tessuti, come per l'appunto la banca degli occhi. La seconda cosa è che siamo lo sponsor di questo studio, cioè siamo quelli che sostanzialmente sosteniamo questo studio. Quello che succede, si parte da una donazione di sangue che verrà poi trasportata negli Stati Uniti, dove c'è una facility in GMP, cioè che opera secondo quelle che sono le good manufacturing practices per la formazione, per la produzione di un farmaco, perché le cellule sono considerate a tutti gli effetti dei farmaci. Da queste cellule si formano le induced pluripotent stem cells, che sono delle cellule in grado di dare origine a tutti i tipi cellulari. Il laboratorio negli Stati Uniti indurrà queste cellule a diventare cellule dell'epitelio retinico pigmentato, che è lo strato di cellule che è alterato nella patologia che stiamo cercando di trattare. Queste cellule verranno fatte crescere in uno scaffold, lo scaffold verrà portato qui in Italia, passerà attraverso la banca e arriverà all'ospedale in cui verrà effettuato l'intervento chirurgico. Per questa ricerca verrà selezionato un ristretto pool di pazienti che faranno parte appunto di questo studio clinico, con l'intento poi di riuscire ad estendere ad un numero sempre maggiore di pazienti la disponibilità di questo nuovo tipo di trattamento per la degenerazione maculare legata all'età. Noi abbiamo cominciato a lavorare come banca delle cornee, occupandoci di trapianti di cornea e quindi solo della parte anteriore dell'occhio. Oggi possiamo dire che diventiamo un istituto della vista, della visione. Ci occupiamo di pazienti che hanno problemi di vista che possono essere di varia natura, comprese le malattie della retina. Allora io ringrazio e saluto il dottor Diego Ponsin. Buongiorno dottor Ponsin, grazie di essere qui. Buongiorno. Ecco, volevano salutarla anche i miei ospiti, Valeria Bocchicchio e Emanuele Bonifazi, che hanno questa associazione Nazionale Famiglie Numerose. E quando parliamo di famiglie numerose... ricambio i saluti. Grazie, vuol dire figli, vuol dire problemi anche di vista, a volte di occhiali. Però, dottor Ponsin, io questa mattina ce l'ho come dottore, come medico, anche di questa importante istituzione, è un'istituzione, la Banca degli Occhi, ma anche come scrittore, poi vedremo. Allora, dottor Ponsin, allora, tecnologia, ricerca, passi da gigante, abbiamo sentito com'è la situazione. Ecco, cosa di nuovo ci racconta dopo aver sentito questo servizio importantissimo? Prego. Il servizio era molto chiaro, volendo riassumere, diciamo che abbiamo delle premesse molto interessanti per provare ad aggredire questa patologia che è molto rilevante dal punto di vista sociale. Voi stavate parlando di ragazzi e di figli. Dobbiamo però anche ricordarci che purtroppo la nostra popolazione sta invecchiando, perché diciamo c'è una certa sproporzione fra persone giovani e persone anziane, e fra le persone anziane si manifestano con più frequenza alcune patologie, in particolare patologie legate alla vista. Una di queste è la degenerazione maculare senile, che aumenterà nei prossimi anni e che provoca diciamo dei deficit della vista che possono essere anche molto rilevanti e che in questo momento hanno davvero scarse possibilità di cura. Con questa sperimentazione diciamo, stiamo tentando di aggredire la patologia in uno dei suoi meccanismi preliminari di aggressione della retina, in particolare cercando di ripristinare il primo strato di cellule di retina che si ammala quando una persona comincia a sviluppare la maculopatia. Quindi questa è la grande speranza, diciamo, e l'approccio legato alle terapie con cellule. La speranza è quella appunto di ripristinare dei tessuti o delle parti di tessuto che per colpa di una patologia non funzionano più, e quindi di ridare, speriamo, la funzione visiva a questi pazienti. Molto chiaro. Abbiamo Lorenza da Mestre in linea. Vai Lorenza. Ecco, questa mattina ho ascoltato appunto e sto ascoltando tuttora
il medico per quanto riguarda la maculopatia. Ci sono varie forme di maculopatia. Io sono 5 anni che ho la maculopatia, ho iniziato a 68 anni e c'è questi cicli che mi fanno di iniezioni, però sono molto, come posso dire, un po' vivendo da sola, un po' debole, ecco, perché non vedo via d'uscita. Le volte che vado a fare l'iniezione o mi creano una rottura di capillario, cioè in 5 anni non ho visto un miglioramento. La tengo una bada, però ho iniziato con l'occhio destro e poi chiaramente c'è stato anche l'occhio sinistro. Questo hanno detto che è un discorso generativo, però io mi ricordo che i miei genitori non avevano questi problemi. Mi ricordo che mia mamma cuciva la macchina a 90 anni senza occhiali, io ho iniziato molto presto, per cui il discorso generativo mi sembra un po' quando non si trova, come posso dire, l'R, no? La causa, cioè capisco che il campo della ricerca è molto vasto, però il fatto di vedere sempre meno, a me questo praticamente mi indebolisce, ecco. E volevo sapere se ci sono novità in merito. Io ho quella sudativa che poi tra l'altro non si può neanche curare con l'altro, perché io ho chiesto in giro a destra ma anche a sinistra, ma non c'è niente da fare, la devo tenere e basta. Quando cammino mi sento in difficoltà, ecco. Questo, chiudo il discorso perché altrimenti mi viene il magone. Grazie Mirella. Cara Lorenza, grazie. Come sente, dottore, quante domande, tutti mi chiamano, sapevano che avevo lei, tutti volevano essere visitati da lei, dottor Ponzin, perché veramente si spiega bene, capisce anche la strumentazione, la ricerca, la tecnologia che ha questa banca degli occhi, ma soprattutto, ecco, queste operazioni alla cataratta, dottor Ponzin, tanta gente dice magari non me l'avessi fatta, non vedo più come prima, vedo male, vedo lampo negli occhi, vedo troppo bianco, vedo opaco, ma allora cosa è servita? Allora dottore, perché bisogna anche spiegare, poveretti, come dice lei sono diversamente giovani e sono fragili, come lei non li può visitare tutti e non può dare risposte a tutti, però cerchiamo un po' di generalizzare, faccia una cortesia dottor Ponzin, perché io ricevo, quando c'è il dottor Ponzin io vorrei, dai Mirella non ho i soldi, ho fatto la cataratta, vedo male, allora dottor Ponzin, vedo i lampi, vedo troppo bianco, vedo offuscato, sì mi sono operato la cataratta, ho il glaucoma, insomma cosa devo dire a tutte queste persone, dottor Ponzin? Allora, è molto difficile dare una risposta diciamo che soddisfi tutti. Posso provare a parlare in generale. Il problema è che quando si comunicano ai pazienti le statistiche, poi il paziente vorrebbe naturalmente delle previsioni certe con un riferimento al suo caso, e questo noi non siamo in grado di darlo, cioè la medicina diciamo, può fare delle previsioni sulla base dell'esperienza e sulla base delle sperimentazioni che facciamo. L'intervento di cataratta è un intervento di estrema efficacia, se ne fanno in Italia credo circa 600.000 all'anno ed è un intervento che ha ottimi risultati di riuscita. Perché lei mi dice, mi elenca una serie di ragioni di insoddisfazione. Allora, l'intervento di cataratta serve per migliorare, naturalmente, per ripristinare, migliorare comunque diciamo l'acuità visiva quando per colpa del cristallino opaco la vista è andata giù, la vista non è più diciamo adeguata, non soddisfa più le nostre esigenze. Quindi il primo aspetto è quello che l'intervento deve essere fatto diciamo al momento giusto, non bisogna dare al paziente le giuste aspettative, quindi la cataratta deve essere presente e il paziente dopo l'intervento deve percepire un miglioramento. Questo miglioramento può non essere diciamo rilevato immediatamente perché quasi sempre dopo l'intervento di cataratta occorre aggiustare gli occhiali. Ricordiamoci che noi quando operiamo la cataratta mettiamo al posto del cristallino malato, del cristallino opaco, un cristallino artificiale. Il potere di questo cristallino viene calcolato con delle formule
che hanno un significato statistico. Poi per l'adattamento perfetto al singolo individuo occorrerà verificare gli occhiali. Spesso, nella maggior parte dei casi, l'occhiale risolve definitivamente il problema e la vista migliora. Se ci sono problemi di lampi, bisogna parlarne con l'oculista, ci sono sempre dei controlli previsti dopo l'intervento, non esiste una struttura che non faccia questi controlli dopo l'intervento, perché bisogna dare un'occhiata alla retina. Nella maggior parte dei casi questi sono disturbi transitori legati al fatto che l'occhio naturalmente si sente un po' disturbato per colpa dell'intervento e qualche volta anche le parti più profonde, compreso il vitreo e la retina, possono sviluppare, diciamo così, del malessere che si manifesta nel caso della retina con dei lampi. Molto spesso sono situazioni transitorie, quindi mi sentirei di rassicurare nella maggior parte dei casi. La visione è troppo bianca. Normalmente dopo l'intervento di cataratta uno deve vedere più definito e con colori più brillanti. Questo deve essere, diciamo, percepito da tutti i pazienti. Il fatto di vedere improvvisamente più nitido e naturalmente con più luce che entra nell'occhio può dare disagio a qualcuno. Sono situazioni che normalmente vengono superate dopo un primo periodo di adattamento. Tutto quello che esce dalle cose che ho elencato va discusso con l'oculista. Io non sono in grado, diciamo, di ma guardi, dottor Ponzin, che la ringrazio per come ha spiegato, ecco perché voglio essere visitati da lei, perché ha spiegato talmente bene. Valeria, come vuoi salutare il dottor Ponzin? Cosa vuoi dire? È stato chiarissimo, veramente, sì. E seguirò con interesse il discorso che è anche uno scrittore, perché leggo molto e quindi adesso vi seguirò dalla Allora guardiamo anche la copertina di questo libro, Il gesto dell'ombrello, questo libro che il dottor Ponzin sta presentando come scrittore in varie librerie, in varie città. Allora spieghiamo perché questo titolo e questo libro, dottor Ponzin. Perché questo titolo e perché questo libro? Beh, allora, perché questo libro? Perché ho deciso di prendermi una pausa dalla scrittura di un romanzo che mi sta impegnando molto e quindi volevo vedere qualcosa di realizzato. Ho messo insieme una decina di racconti che spero, insomma, siano leggeri e abbastanza divertenti. Nonostante a me piace un po' giocare, insomma, coi paradossi, nonostante il tema che attraversa tutti i racconti sia un tema non esattamente leggero, perché il tema è quello della morte. E allora mi pareva, diciamo, simpatico mostrare sin dalla copertina una certa irriverenza nei confronti di Sorella Morte, se vogliamo chiamarla così come la chiamerebbe San Francesco, visto che di questi tempi parliamo molto di lui. Io anche per il lavoro che faccio ho avuto molto a che fare con il tema della morte. Sono naturalmente anche una persona che riflette su questo aspetto. Sono arrivato alla conclusione, che non è certo una conclusione geniale, ma insomma a me è sufficiente, che della morte bisogna parlare, non bisogna ignorarla, perché comunque fa parte della nostra vita, riguarda noi stessi e riguarda le persone che ci circondano. Prima o poi la incontriamo, anche se cerchiamo di ignorarla. Quindi bisogna parlarne. A volte ragionarne è molto difficile, ragionare sulla morte è molto difficile, può far venire il mal di testa o può far nascere un certo sconforto. E allora ho pensato di prendermi e di prenderla un po' in giro attraverso alcuni racconti leggeri. Alcuni sono, diciamo, un po' più
come dire, tosti, un po' più duri, altri sono decisamente ironici, almeno questo è il mio tentativo, altri danno anche speranza, io credo. Molto bello. Questo è stato, insomma, il piccolo progetto, ma si tratta di un È libro vero, semplice leggetelo perché è proprio bello, veramente è un bel libro da leggere, ecco, puoi fare tante riflessioni leggendo questo libro. Emanuele, sì, so ma anche che si poi può anche non farne nessuna, si può semplicemente si può anche non leggerlo farne nessuno, per semplicemente puro leggere. Allora, Emanuele, so che voi dovete andare via, ecco, come vuoi salutare il dottor Ponzin? Voi avete tanti figli, ecco, questi telefonini, questi computer, occhiali, cosa vuoi chiedere qualcosa? Io ne so qualcosa perché ho messo gli occhiali da piccolo, quindi mi sono anche dovuto operare di ipermetropia, però cosa dire, di fronte a... Insomma, i figli hanno problemi, i nostri figli di occhiali? Sì. Elia il grande. Abbiamo sempre da ricalibrare, da vedere. Quindi potrebbe essere cosa anche si genetico, guadagna, non cosa sappiamo, si perde, quindi vediamo, sì. insomma. Per fortuna che ci sono, un'altra insomma, spesa che aggiungiamo. Sì. Un'altra spesa che si aggiunge. Sentiamo Mirella da Riese, poi salutiamo Valeria e Emanuele. Vai Mirella. Ciao Mirella e i suoi ospiti. Allora io parlo di catarata. Da ottobre a gennaio ho avuto 2 interventi a tutti e 2 gli occhi perché ero miope una volta e dopo pian piano è venuto fuori un'ombra e questa ombra era la catarata. Ho fatto gli interventi bene, non mi servono più gli occhiali, ci vedo bene e contenta. Contenta a Montebelluna, ho fatto 2 bei interventi, ecco. Questo testimone. Grazie Mirella. Allora torniamo invece dal dottor Ponzin. È caduto il dottor Ponzin, allora andiamo a vedere un altro servizio, così vediamo anche, salutiamo i nostri ospiti che devono andare a prendere i ragazzi a lavoro, a scuola, e vediamo cosa è successo a questa anziana derubata a Santa Maria del Rovere. Dobbiamo stare attenti, io ve lo dico tutte le mattine. Grazie Valeria, grazie Emanuele, ci rivedremo ancora, salutatemi i vostri figli, le famiglie numerose e grazie di essere stati con noi. Andiamo a vedere il servizio. Gli anziani sono sempre più soli, sempre più paurosi e tante volte abbandonati dai figli e dalla comunità. Allora la soluzione nasce da una solidarietà che dobbiamo trovare ogni qualvolta vediamo un anziano che ha bisogno di aiuto, anche accompagnandolo qualche volta quando lui, proprio vincendo se stesso, cerca di essere autosufficiente. È netto Don Adelino, parroco di Santa Maria del Rovere, nel condannare l'ennesimo episodio violento ai danni di una donna settantenne che qualche giorno fa è stata aggredita e derubata mentre attraversava le strisce pedonali di via Fonderia in pieno giorno, portando a mano la sua bicicletta. A raccontare l'episodio è una sua amica che vuole restare anonima, ma che conferma la sensazione di precarietà che si vive anche solo camminando. La malvivente, una quarantenne di origine straniera, riferisce la signora, era una persona robusta, con i capelli castani, ben vestita e ha aggredito la vittima alle spalle. Ha detto che stava cercando un lavoro in un centro massaggi e aveva estremo bisogno d'aiuto perché non riusciva a trovare un impiego. La signora a quel punto ha tentato di farle capire che non poteva esserle d'aiuto, ma per tutta risposta è stata violentemente afferrata ai polsi. Dopo aver urlato e tentato di liberarsi, la quarantenne è scappata, ma a quel punto la settantenne si è accorta di non avere più al polso il suo orologio d'oro con attaccato un braccialetto, un oggetto di grande valore anche e soprattutto affettivo. Ora la denuncia è nelle mani della polizia, che potrebbe eventualmente chiedere alla banca le immagini delle videocamere poste nella zona. Ma al di là dell'ennesimo episodio, tra aggressioni, truffe online o del finto carabiniere, Don Adelino rimarca il fatto che si è perso un profondo senso di comunità. Beh, è evidente l'angoscia che ci prende, che sta prendendo. L'angoscia, la disperazione, il dottor Ponzin non c'era più la connessione, perciò ho mandato questo servizio perché dovete stare attenti, sempre con le antenne sempre aperte, non fidatevi, ecco, se vedete qualche problema avvicinate o entrate in qualche negozio, in qualche ufficio, perché veramente bisogna stare molto attenti. Allora, dottor Ponzin, quello che veramente vorrei capire è quanto può aiutare anche l'intelligenza artificiale, ormai si sente sempre di più parlare di intelligenza artificiale anche all'interno degli ospedali. Prego, dottor Ponzin.
Intanto mi scuso, per prima diciamo caduta la linea, non so perché. Capita. Ecco, avevo sentito che c'era una signora collegata che era stata operata di cataratta, ma poi non ho capito. È andato benissimo, problema, contentissima, perché, è andata benissimo. Ah, ecco, meno male, c'era una testimonianza positiva. Sì. Relativamente all'intelligenza artificiale, guardi, io la faccio molto breve. Si tratta di una tecnologia molto sofisticata che in medicina potrebbe dare un aiuto importante nel, diciamo, migliorare / velocizzare le nostre capacità di diagnosi, in particolare in situazioni dove sia necessario mettere insieme un grande numero di dati per poi, diciamo, arrivare a esprimere un giudizio, un'opinione, un orientamento. Io la vedo come in questo momento ancora una rivoluzione positiva, perché, ripeto, si tratta di una tecnologia che va controllata dall'uomo, ma che, se è opportunamente governata, può da una parte alleviare la fatica, perché ricordiamoci che anche il lavoro del medico in alcune situazioni, per esempio, voglio fare un esempio molto così banale che mi viene in mente, no? Facciamo finta di un medico che passa un giorno a refertare delle radiografie, quindi è un compito delicatissimo, deve valutare, in base alla sua esperienza, alle sue conoscenze, se ci sono tracce, per esempio, di una patologia maligna vedendo radiografie. Il medico, come tutte le persone, da un certo punto in poi comincerà ad essere stanco per questa attività che è gravosa, e quindi potrebbe succedere che le sue prestazioni, l'efficacia delle sue prestazioni cambi, e quindi può succedere che sfugga qualcosa anche di rilevante. Situazioni, applicazioni come quelle dell'intelligenza artificiale potrebbero aiutarci a vincere questi problemi, quindi a, diciamo così, fare una grossa mole di lavoro, magari lavoro stancante, verificando e mettendo insieme un numero straordinariamente elevato di dati, e questo, diciamo, anche il medico più esperto fa fatica ovviamente a farlo, e poi lasciare naturalmente all'uomo la possibilità di decidere per l'uomo. Ecco, questo credo sia importante. In questo senso io spero che questa rivoluzione migliori la nostra possibilità di soddisfare i bisogni dei cittadini. Allora, un'altra domanda che mi hanno detto di farle: questi occhiali, con gli occhiali io ci sento, ma non viene spiegato, non tutti sanno, e soprattutto i diversamente giovani dicono: ma allora con questi occhiali ci vedo e ci sento. Spieghiamo un po' anche dalla sua posizione cosa sono questi occhiali, ma come metto gli occhiali e ci sento, come funziona? Beh, questa tipologia di occhiali praticamente fa parte di un approccio, diciamo, tecnologico sofisticatissimo. Proviamo a fare un confronto, no, diciamo, come quello che è successo col telefono. C'era una battuta di un comico che ha detto: vi do una notizia, oggi ho usato il telefono per fare una telefonata, che è una battuta interessante, no? Perché ci rivela quanto negli anni il compito che assolve il telefono è cambiato. Oggi col telefono facciamo un sacco di cose, dico due banalità: paghiamo al supermercato, guardiamo un film, consultiamo la email. Probabilmente anche l'occhiale si sta trasformando da semplice, diciamo, presidio per la vista a portatore di tecnologie che possono soddisfare più bisogni. Perché? Perché le aziende che hanno dei programmi di ricerca intelligenti e sofisticati hanno fatto questa considerazione. Il cittadino che usa gli occhiali ha questo dispositivo indossato dalla mattina alla sera. Forse no, si può provare a vedere se riusciamo a soddisfargli più di un bisogno utilizzando sempre lo stesso dispositivo. In pratica questi occhiali portano nelle stanghette vicino all'orecchio
diciamo così, dei dispositivi che amplificano i suoni e che quindi migliorano le prestazioni acustiche di soggetti che vedono decadere questo tipo di funzione, molto spesso in modo legato all'età o in modo all'usura. Non dimentichiamo che l'udito, diversamente dalla vista che non si consuma in senso letterale, l'udito invece si consuma perché il nostro udito funziona proprio con delle prestazioni di tipo meccanico al nostro interno che si usurano col tempo. Ecco, l'occhiale sostanzialmente è un concentrato di tecnologie che quindi non solo migliora la vista, ma anche qualche volta può migliorare l'udito. E con Penso queste parole devo salutare il dottor Ponzin perché ho finito il tempo, ma è stato chiarissimo, la ringrazio. Guardiamo ancora il libro del dottor Ponzin, scrittore. Ecco, questo gesto dell'ombrello, leggetelo perché vale la pena. Ringrazio anche per le spiegazioni che ha dato, sono spiegazioni importanti che arrivano a casa a questi diversamente giovani che si preoccupano e soprattutto, ecco, hanno bisogno di essere ascoltati e di avere anche qualche informazione in più. Perciò io ringrazio il dottor Diego Ponzin, presidente della Banca degli Occhi, di essere stato con noi anche per quella semplicità che ha spiegato anche dei problemi veramente delle volte, ecco, che non si riescono a capire. Grazie veramente dottor Ponzin, grazie allo scrittore, buona giornata. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato e poi ce la racconteremo domani mattina. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo ai confini tra il Veneto e l'Emilia Romagna. Perché? Perché dobbiamo incontrare Antonella, che è venuta da noi in trasmissione, è morta la mamma, ha una sorella disabile di 52 anni e non ce la fa. Mi ha chiesto aiuto e noi sapete che quando loro chiedono e sappiamo che è un aiuto vero, noi veniamo a portarlo. Allora, come va? È una cosa molto, molto brutta, Mirella. Non è che sia una cosa molto bella trovarmi con una sorella disabile con 290 euro. Vivo con quelli, vivo, tra parentesi. E niente, ho bollette da pagare, ho l'affitto da pagare e il comune non è che mi dia tanto una mano perché ho avuto anche il funerale della mamma, che è stata il 15 settembre, è venuta a mancarmi e ho da pagare anche quello. E dopo dicono che il comune mi dà una mano, poi vedrai tutto il resto nella casa. Ecco la borsa, perché Antonella mi ha detto se puoi portarmi su qualcosa e il qualcosa è arrivato. Entriamo in casa di Antonella. Messo. Sono proprio a disagio proprio. Ma perché non vieni aiutata? Cioè con una sorella disabile non dovresti avere degli aiuti? Famoso reddito di inclusione, sei andata a vedere? Sì, sono andata a vedere, ci vogliono 55 anni. Io ne ho 50. Le bollette sono qua, Mirella. Ecco. D'altra parte con 290 euro, sono 290 euro che tu hai. 290 euro prende Patrizia, sì. Ecco. E io non riesco a trovare da lavorare, assolutamente. Vorrei una cosa, un aiuto per me e per mia sorella, perché soprattutto un lavoro. Un lavoro, soprattutto un lavoro, sì. La solitudine, la mia mamma mi manca tanto, Mirella. E anche questa settimana l'assegno c'è, eccolo qua. Grazie Mirella, grazie. Grande famiglia. Ma grazie, guarda, mi state commuovendo. Io non te l'aspettavo. Grazie Mirella, grazie. Non so cosa dire. Grazie a Rete Veneta, grazie a te, grazie a tutti. Un grande